Possiamo forse iniziare questa serata che, secondo le previsioni, doveva essere splendida e risulta ancora più splendida di quelle che erano le previsioni. Era già difficile superare le previsioni, ma evidentemente questa mostra c'è riuscita e ci sta riuscendo in modo incredibile. Io sono qua soltanto per rubarvi 2 minuti, non di più, in nome dell'Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti, che ho piacere anzi rappresentare, e devo dire che di mostre ne facciamo molte, ne facciamo continuamente. Certe sono mostre un po' modeste, molte sono mostre molto buone, molto belle, alcune sono eccezionali. Quella di cui si parla stasera e che avete visto, che forse se non avete visto andrete certamente a vedere, e se avete già visto probabilmente avrete voglia di tornarla a vedere, è una di quelle sicuramente eccezionali. Io devo ripetermi, lei, Presidente della Fondazione Ligabue, mi perdonerà, ma quello che ci è sembrato straordinario è stata proprio la qualità di questa esposizione, il modo in cui è stata proposta, quello che rappresenta. Anche la tecnologia che consente di leggerla nel modo più piano, più semplice, anche se apparentemente uno pensa cosa vado a vedere, chissà cosa ne capirò, e riesce a capire tutto. Questo è merito dei curatori, oltre che del responsabile. E aggiungo un'altra cosa che mi piace ripetere, credo sia la terza volta che lo dico. Tanto più siamo contenti di questo legame, di questo rapporto, di questa graditissima ospitalità, per il fatto che il grande raccoglitore, il grande studioso, che ha saputo portare qui a Venezia, raccogliere, anche distribuire al di fuori di quella che è rimasta la sua collezione, queste cose incredibili, era nostro socio. E quindi ogni volta mi viene da dire, e mi perdonerete se mi ripeto, mi viene da dire che abbiamo visto anche questa mostra come un po' se fosse un qualche ritorno a casa di un nostro socio che abbiamo avuto di apprezzare in anni passati e che in qualche modo sentiamo presente, ma soprattutto sentiamo presente la straordinaria qualità delle cose che voi avete visto. Molti di voi sono in condizioni anche culturali di giudicarle molto meglio di quanto possa fare io, ma anche chi, diciamo come me, non è competente, incompetente o forse ha altre competenze, resta stupefatto da quello che c'è stato e ci viene proposto, anche col risvolto di quella funzione didattica fortissima che è stata anche questa un successo straordinario. Ho rubato un po' più di 3 minuti, sono stati 3 minuti e qualche secondo. Me ne scuso e non posso fare altro che ripetere i complimenti e augurare buon lavoro per questa serata. Grazie a tutti. Bene, buonasera a tutti, gentili ospiti, benvenuti a nome della Fondazione Giancarlo Ligabue. Benvenuti al terzo appuntamento dei dialoghi della Fondazione, che oggi ha come protagonista il grande matematico e grande divulgatore Pier Giorgio Di Freddi, che ringrazio della sua presenza e ci onora la sua presenza qui oggi. Con i dialoghi sono delle conferenze dove vogliamo appunto favorire il dibattito, il dialogo appunto, un po' per conoscere e far conoscere, proprio come il nostro motto, come il motto della Fondazione. Il titolo di oggi è Numeri d'argilla, numeri di silicio, con cui appunto il professore narrerà la storia di numeri e calcoli nei millenni, nei secoli, a partire proprio, qui anche ne parlavamo prima, a partire proprio dalle culture mesopotamiche, dalle culture nate sulle sponde del Tigri e dell'Eufrate. A moderare l'incontro sarà Adriano Favaro, che è il responsabile editoriale della Fondazione e che ha curato il catalogo Prima dell'alfabeto, che è anche la mostra, che è appunto, ne parlava prima il Presidente Ortalli, che ringrazio per ospitarci qui all'Istituto Veneto, è la mostra presente a Palazzo Loredan qui vicino.
e proprio in occasione appunto dell'incontro di oggi rimarrà eccezionalmente aperta fino alle ore 21, per cui chi volesse, noi sicuramente faremo un giro anche col professor Fales, che vedo qui da qualche parte, che ringrazio, che è il curatore della mostra, andremo a fare una visita appunto speciale. Voglio semplicemente anch'io sottolineare l'emozione e la grande soddisfazione nell'aver organizzato questa mostra e questi eventi qui a Venezia. La mostra nel primo mese ha registrato più di 4.000 ingressi e ha nei primi 20 giorni esaurito purtroppo quelli che erano gli spazi disponibili ai laboratori didattici per le scuole. Quindi grande attenzione alle scuole, saranno più di 3.000 gli studenti nell'arco di 3 mesi e questo ci dà una grande emozione, felicità, soddisfazione. Non rubo altro tempo, ringrazio tutti i presenti, ringrazio il professore e vi lascio appunto al dialogo di oggi. Grazie. Grazie Inti. Non è facile cominciare, nel senso che io conosco questo signore da molti anni, ci siamo scambiati reciprocamente passioni, conoscenze, culture, io ho tante interviste, lui i suggerimenti che ha dato a me e a tanti altri con i suoi libri e ogni volta è un incontro sempre nuovo e moderno. Abbiamo rischiato anche qualche piccolo momento di tensione, ti ricordi in Friuli? Quella volta, questo pomeriggio, con dei signori un po' arrabbiati per certe sue idee che non non fra noi, certo. No, non fra noi, con un pubblico molto numeroso e insomma siamo rimasti lì esattamente il doppio del previsto, ma alla fine sani e salvi, con tutti restando con le proprie idee e condividendole. Quando ho chiesto a Pier Giorgio un intervento per il catalogo, era chiaro che ci serviva una spiegazione di come questi signori, quanto sono, ormai 3.000, 5.000 anni fa, avessero già l'idea che dopo le dita bisognava cominciare a contare in un'altra maniera. E insomma, voi sapete com'è la leggenda delle tavolette. Al messaggero gli si impastò la bocca, il re soffiò sulla tavoletta e sulla tavoletta rimase l'impronta della parola. Quindi la parola che si solidifica è il numero che viene raccontato e che diventa immagine, che diventa... non è più solo nella mente, è visione, quindi si vede, si divide, si condivide e si racconta. Lascio subito la parola a Pier Giorgio, che come divulgatore vale veramente la pena, è un tigre e un eufrate che si incrociano e che si scontrano e che si spostano, è difficile fermarlo, vedremo di dialogare per quanto è possibile. Cerchiamo di fare due grandi filoni. Il primo, come le antiche culture, le prime che conosciamo fino a quelle un po' più avanzate, hanno sistemato la loro vita e la loro esistenza sui numeri, siamo permeati di numeri. Il fatto che ci sia un microfono, un computer, il nostro orologio, tutto vive attraverso il sistema numerico e ogni volta che gli chiedo ma i numeri c'erano prima degli uomini o sono stati gli uomini a dare forma e vita ai numeri? Lui mi risponde con altre frasi e dobbiamo ancora dare una definitiva risposta, magari è oggi il giorno. E poi quel grande gioco che tutti facciamo ogni volta, dallo 0 al 9, che cosa c'è dentro e quante volte lo rappresentiamo e lo raccontiamo e quanto della nostra cultura c'è in questi piccoli segni. Qui come si fa? E quello resta tutto il giorno così. Allora. Credo di dover andare io qui, vero? Scusate solo un momento. Perfetto. Dunque, anzitutto a proposito delle domande che non bisogna fare, si dice che qualcuno un giorno chiese a Sant'Agostino che cosa faceva Dio prima di creare il mondo e lui gli rispose stava creando l'inferno per coloro che avrebbero fatto domande di questo genere. Quindi le domande che fai tu sono di questo genere, sai dove finirai. Dunque, anzitutto grazie per essere così numerosi e anche e soprattutto così variegati, perché ho visto in sala ci sono bambini delle elementari, premi Nobel della fisica e in mezzo naturalmente tutto lo spettro, no? Quindi diventa un po' difficile avere un target preciso, no? La mia impressione è che tutti se ne andranno insoddisfatti, ovviamente, no? Perché non si riesce a soddisfare tutti, ma sicuramente non quando le cose sono così vaste. Dunque questo titolo in realtà è il titolo di un libro che ho scritto al Museo dei Numeri, in cui ho cercato di raccontare storie per l'appunto a proposito dei numeri.
I bambini delle elementari amano più la parte iniziale, che è quella da cui si comincia, perché questo vuol dire, no, inizio, e quelli che hanno forse appunto, no, una laurea, eccetera, no, in più, forse amerebbero di più la fine, però della fine non parlerò, anzitutto perché non c'è una fine ai numeri, no? Quindi ho proposto all'editore, quando mi ha chiesto appunto di scrivere un libro di questo genere, dico, ma anzitutto voi sapete che tutti i numeri sono interessanti, no? L'editore non ci credeva, ma esiste una dimostrazione di questo fatto e ve la do perché è una semplice dimostrazione, è una dimostrazione per assurdo. Come voi sapete in matematica si fanno dimostrazioni di questo genere, per assurdo, si vuole dimostrare qualche cosa, si suppone che non sia vero e poi si deriva da questa supposizione o supposta, come l'avrebbe chiamata Totò, una contraddizione, no? Allora, vogliamo dimostrare che tutti i numeri sono interessanti, supponiamo che non sia vero, ci deve essere qualche numero, stiamo parlando di numeri interi ovviamente, perché poi se andiamo a numeri diversi da quelli interi ci complichiamo ancora più la vita. Quindi supponiamo che non sia vero che tutti i numeri interi sono interessanti, allora ci deve essere qualche numero intero che non è interessante. Ma voi sapete che i numeri interi sono ordinati dal più piccolo, che è lo 0, no? Man mano, no? In ordine di grandezza. Quindi se ce n'è uno che non è interessante, ci deve anche essere il più piccolo numero intero che non è interessante. Ma questo lo rende automaticamente interessante, no? Perché il più piccolo che non è interessante, no? Quindi vedete, questa è una contraddizione, quindi abbiamo dimostrato, come spesso succede, queste dimostrazioni non sono molto convincenti, vedo infatti qualche faccia scettica, no? Comunque adesso è l'unica roba qualche volta che non convince. Esatto, no? Adesso che sappiamo che tutti i numeri sono interessanti, ho detto all'editore, potremmo dedicare un capitolo a ciascun numero, no? Ma hanno detto che avevano anche intenzione di pubblicare libri che non fossero di aritmetica, no? E non parlassero soltanto di numeri, quindi mi sono limitato a una cinquantina di numeri particolarmente interessanti. Naturalmente i più interessanti di tutti sono quelli piccoli, perché coinvolgono la nostra vita quotidiana e sbucano inaspettatamente o quando ce li aspettiamo nella nostra vita quotidiana. Quindi metà del libro è dedicato allo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no? Che sono i 10 numeri, le 10 cifre che ci permettono poi di scrivere tutti i numeri nel nostro sistema decimale. Ma quel sistema lì è arrivato naturalmente molto tardi, no? E in parte ne parleremo in questa introduzione, che è appunto l'introduzione del libro. Però poiché non abbiamo molto tempo, e naturalmente se poi io lo perdo a fare un'introduzione ancora, no, molto lunga, no, il tempo si restringe, mi hanno detto che alle 9 in punto dobbiamo smettere perché c'è una cena, quindi abbiamo solo 4 ore, di cui un quarto d'ora è già passato, qualcuno si preoccupa naturalmente, no? Vedo che qualcuno già prende cappotto e se ne va, no? Ovviamente, no, no, a parte gli scherzi, no? Quindi cercherò di farvi vedere una breve parte dell'introduzione di questo libro che racconta appunto come si è evoluto il concetto di numero, perché uno dei problemi filosofici dei quali, appunto, sui quali non bisogna mai fare domande perché non si sa mai quale sia la risposta, no? È proprio questo, cioè i numeri esistono indipendentemente anche dagli uomini, cioè sono scoperte degli uomini oppure sono invenzioni degli uomini. La cosa è interessante perché, come spesso si può fare, si può cercare di rispondere a questa domanda in tutte e due le direzioni per non scontentare nessuno. Anzitutto ormai ci sono i neurofisiologi che cominciano a studiare, diciamo così, i nostri a priori, no? Gli a priori della nostra specie, quindi vedere se noi nasciamo, se abbiamo delle idee innate, come l'avrebbero chiamati i filosofi qualche secolo fa. E quello che si è scoperto abbastanza recentemente è che effettivamente alcuni numeri, perlomeno i numeri piccoli, sono innati nei bambini, cioè appena nati, addirittura bambini che non sono solo prescolari, perché questo sarebbe troppo poco, no? Ma sono addirittura preverbali, prima che imparino a parlare. I bambini già conoscono i numeri piccoli. Ora voi vi chiederete come facciamo a saperlo se non possono parlare ancora, no? Beh, ci sono dei modi indiretti ovviamente per dedurlo e sono esperimenti non invasivi che potete fare con i vostri figli o con i figli dei vostri vicini se non vi fidate con i vostri, no? Così, molto semplici. Prendete un bambino nato da poche settimane, 5-6 settimane, quindi proprio veramente non appena incominciano a vedere, a percepire le forme. E fate questo esperimento, vi mettete vicino a un divano, ad esempio, no? E tenete in mano una palla
e fate scorrere questa palla da una parte del divano e la fate uscire dall'altra parte. Il bambino aspetta, no, perché già dopo poche settimane, no, l'idea di causa ed effetto, no, è anch'essa innata, no? Quindi aspetta di vedere la palla che esce dall'altra parte, soprattutto dopo un po' di volte che gliel'avete fatta vedere. Ma se una volta voi tirate una palla e ne escono due, il bambino fa un gesto di sorpresa, no? Il che significa, no, che si è accorto che ne è entrata una e ne sono uscite due. No? Ovviamente la stessa cosa succede, no, se ne fate entrare due, no, e ne escono tre e così via. Non succede se ne fate entrare 99 e ne fate uscire 100, no? Ma questo nemmeno se siete adulti non succede, perché i numeri grandi difficilmente noi li intuiamo, no? Mentre invece i numeri piccoli evidentemente sì, cioè almeno fino a 4, cioè 1, 2, 3, 4 e anche lo 0, perché se voi tirate la palla e il bambino aspetta e dopo un po' vedete, no, che si secca, capisce, no, che sono uscite 0 palle, no, che in matematica vuol dire appunto non è uscita una palla. Quindi una parte della matematica, perlomeno dell'aritmetica, è sicuramente innata. Certamente se voi pensate agli infiniti di Cantor o a cose di questo genere non potete immaginare, no, che siano innati anch'essi. No? Quindi certamente qualche cosa viene scoperto nella matematica e qualche cosa invece viene inventato. Ci sono tutti e due gli aspetti. E andare a decidere naturalmente dov'è la linea di divisione, questa è una cosa complicata e comunque, no, ci sono fior di neuroscienziati appunto e neurofisiologi che si interessano di questa cosa. Ma il concetto di numero, un conto è riconoscere la differenza fra 1, 2, 3 per esempio e 4, no? E un conto invece è capire che cosa significa il numero. Un grande neurofisiologo, non a caso, no, che si chiamava McCulloch, che negli anni 40 fu colui che insieme a un matematico di nome Pitts inventò le reti neurali, diciamo così, è quello che permise poi la costruzione dei calcolatori elettronici in base al progetto che Turing aveva fatto negli anni 30, no, nel 1936, ma che era un progetto di carta, bisognava poi realizzarlo fisicamente, no, e ci volevano alcuni dettagli, per così dire, tra virgolette, tecnici, no, e uno di questi dettagli fu appunto cucinato, diciamo così, da questo signor McCulloch insieme a Pitts. E McCulloch fece appunto, no, una conferenza una volta con un famoso titolo, la conferenza poi rimase famosa più che altro per il titolo, perché era una variazione su quello, un bel titolo, no, che diceva, no, che cos'è l'uomo che può capire i numeri e che cosa sono i numeri che possono essere capiti dall'uomo. Sono due facce complementari di uno stesso problema, che però si chiedono per l'appunto questo concetto del numero, no? Come mai noi lo capiamo, no? E soprattutto, no, che cosa sono questi numeri che noi capiamo. I numeri per noi, ovvio, ce li insegnano fin dalle elementari, appunto fanno con noi esperimenti quando abbiamo poche settimane per vedere, no? Fino a che punto li intuiamo, no? Però sicuramente in civiltà diverse si sono evoluti in maniera diversa. C'è un modo che è un modo comune, questi non sono ovviamente, no, antichi romani, non sono personaggi più vicini a noi, no? Però vedete che stanno facendo un gioco famoso che si chiama la morra, che vi consiglio di giocare anche voi quando vi stufate delle cose che sto dicendo col vostro vicino, no? E che cosa usa questo gioco? Usa dei numeri, ma per giocare con questi numeri usa le dita, no? Non è un caso, naturalmente, no? Se voi leggete il libro dei morti egiziano, che credo sia una lettura quotidiana, no? di parecchi di voi, no? Nel libro dei morti egiziano c'è appunto una domanda, no? Che dice: mi puoi portare un uomo che non sappia contare con le dita? Evidentemente, no, già gli antichi egizi, no, facevano così, no? Cioè si contava con le dita. E fino a che punto si può contare con le dita? Beh, naturalmente dipende anzitutto da quante dita avete. Ora, la maggior parte di noi e di voi credo, no, abbiano o hanno 10 dita delle mani, 10 dita dei piedi, ma non tutti però, naturalmente. Voi sapete che Maria Stuarda, che forse per questo motivo è stata poi divorziata, no, dal re d'Inghilterra, no, Enrico VIII, ne aveva 11. E questo è interessante, no? Perché, o Maria Bolena, adesso le confondo due, no? Ma è interessante perché se uno avesse 11 dita, no? Invece di contare in base 10 come facciamo noi, probabilmente conterebbe in base 11. E le cose sarebbero molto diverse, perché tra 10 e 11 c'è una differenza, che non è soltanto che uno è più piccolo e l'altro è più grande, ma il fatto che 10 ha dei divisori, non tanti, ne ha 2 e 5, no? Che dividono, mentre invece 11 è un numero primo.
E il fatto di avere dei divisori è utile in una base numerica. Infatti vedremo poi in seguito che ci sono popoli che hanno usato basi che avevano molti più divisori, per esempio i Sumeri e i Babilonesi usavano una base 60, che di divisori ne hanno parecchi di più, no? E ci sono vantaggi numerici. Certo che se uno usa una base prima, come 11, andrebbe poco lontano, no? Quindi questo è un buon motivo per divorziare se avete una moglie o un marito, no, con 11 dita, no? Toglietevi di mezzo, no? Soprattutto se siete matematici. Ma dicevo, fino a che punto si può contare con le dita? La risposta ovvia è che certo se uno usa soltanto le dita delle mani si può contare fino a 10, ma le risposte ovvie, come si sa spesso nella scienza, non sono anche quelle corrette. E questo è semplicemente uno dei tanti possibili modi, vi fanno vedere che usando le dita in maniera diverse, no, da quelle canoniche alla quale avete pensato quando avete risposto 10 nella vostra mente alla domanda retorica che vi ho fatto, vedete che si può arrivare in realtà, no, addirittura a contare con le sole due mani, no, fino a 9999, no? E questi sono modi abbastanza inventivi, no? Si tratta anche ovviamente di piegare le dita in vari modi. Dico subito, visto che stiamo parlando delle dita, qualche cosa che è interessante perché ha a che fare anche con lo sviluppo dei sistemi numerici. Perché se voi guardate le vostre mani, vedete quante cose, no? Poi uno si accorge, anzitutto confortatelo, vedete che avete 5 dita, no? Appunto in media, no? Ma queste dita non sono fatte tutte d'un pezzo, sono fatte di 3 pezzi, perlomeno quelle lunghe, no? Che si chiamano falangi, no? E uno dei vantaggi del pollice opponibile, ce ne sono anche altri, ma poiché ho detto che ci sono bambini delle elementari non li specifico, no? Ma uno dei vantaggi del pollice opponibile è che vi permette di contare con il pollice le falangi delle 4 dita rimanenti, poiché ci sono 3 falangi e 4 dita, no? Si può contare col pollice fino a 12, no? E questo è uno dei motivi per cui in alcune civiltà, sulle quali poi probabilmente ritorneremo, si contava per l'appunto fino a 12. Notate che quando voi andate ancora oggi al supermercato, per esempio chiedete una dozzina di uova e lì vi dimenticate, o una dozzina di bottiglie d'acqua, no? O una dozzina di piatti, no? E così via, una mezza dozzina, no? E lì vi dimenticate di essere uomini civilizzati che usano il sistema decimale. Siete semicivilizzati come gli inglesi che spesso usavano, no, il 12, no, per dividere, no, i pence, i pounds, eccetera, no, così via. Come mai si usano le dozzine? Questo semplicemente perché è un retaggio, no, di questo modo di contare, no, in base 12 che in parte, no, ha appunto a che fare con il fatto che le nostre dita sono fatte in questo modo, una è diversa, il pollice, e le altre 4 sono divise in 3 falangi, no, e ce ne sono 12. E l'altra mano? È una mano morta, no? Fino a quando non la usate, ma l'altra mano, avendo 5 dita, no? Vi permette di contare dozzine, no? Quindi voi potete contare con una mano le dozzine e quando arrivate alla fine di una dozzina potete tenere conto che ne avete fatta una, no? E potete andare avanti con l'altra mano fino a 5 dozzine. Ora 5 per 12, persino tu, sei già arrivato al risultato, volevo chiedere a te il 5 per 12 fa 60, e anche questa, no, 60, è una base che è stata usata nell'antichità, lo vedremo tra un momento, no, da Sumeri, Babilonesi, no, e così via. Ci sono anche altri motivi ovviamente, no, ma questo è uno dei motivi più ovvi, no, il fatto che gli uomini fin dagli inizi della loro storia, o perlomeno della storia culturale, no, degli uomini, hanno contato per l'appunto con le dita. C'era una battuta che tu ricordavi sull'onestà di chi giocava a Morra nel periodo romano, o sbaglio? Che si può giocare a Morra al buio, anche al buio. I romani dicevano è così onesto che con lui si può giocare a Morra anche al buio. Naturalmente frase irripetibile adesso in qualsiasi momento. E anche esatto, allora forse. Esatto. E c'è un unico svantaggio, o meglio ce ne sono tanti, ma uno sicuramente svantaggio del contare con le dita, che quando voi fate i conti e poi ricominciate a fare qualche cos'altro, oppure semplicemente chiudete la mano a pugno e poi la riaprite, il risultato di questi conti scompare. E se scompare, naturalmente, è molto difficile fare conti lunghi, no? Che richiedono a volte, no, riporti, no? o la memoria di alcune cifre. Cosa hanno fatto gli uomini nel passato per ricordare i conti che stavano facendo, per tenere memoria numerica di ciò che stavano facendo? La cosa più ovvia è questa qui, queste sono delle ossa, o si faceva anche con i bastoni, no? Fare delle tacche sui bastoni o delle taglie
Voi sapete che mettere la taglia nel Far West non significava semplicemente quello, perché le taglie erano quelle che in realtà poi si mettevano sul calcio della pistola o sul calcio del fucile, no, per tenere conto macabramente, no, di ciò che si era fatto usando per l'appunto quella pistola o quel fucile. Se voi, non so quanto bene si vedano le immagini, anche perché poi da lontano magari sono un po' sfocate, però se voi vedete su queste ossa, anzitutto queste ossa risalgono a decine di migliaia di anni fa. Quindi molto prima addirittura, no, di quello che noi oggi consideriamo la nostra civiltà moderna, cioè la civiltà che incomincia con il passaggio dal regime di cacciatori e raccoglitori al regime di coltivatori, no? Che è un passaggio che è avvenuto circa 10.000 anni fa. Ma qui si va molto prima, no? Quindi già gli uomini, tra virgolette, no, primitivi della caverna, l'uomo di Cro-Magnon per esempio, no, avevano trucchi di questo genere o usavano trucchi di questo genere per tener conto per l'appunto dei conti, no? E questo significa che avevano sicuramente, no, un'idea di numero, ma se voi andate a vedere alcuni di questi ossi o di questi bastoni, vi accorgete che effettivamente questi numeri a volte sono messi in successioni non banali, a volte sono le successioni ovvie, no? 1, 2, 3, 4 e così via, no? Ma a volte sono successioni meno ovvie, per esempio 1, 2, 3, 5 e poi 7, allora uno dice vabbè, a parte il 2 i numeri dispari, e poi magari no? 11, 13 e così via. Cioè ci si accorge che anche gli antichi già avevano il concetto di numero primo, che non è affatto una cosa banale, no? E evidentemente no, c'è molta storia che è andata perduta, anche perché questi sono civiltà, e ne vedremo altre tra l'altro anche più vicine a noi, che non avevano scrittura. Quindi le uniche cose che ci arrivano archeologicamente da queste civiltà sono reperti di questo genere. Non possiamo sapere molto sugli scopi a cui servivano e come erano sviluppati. Fino a quando si è contato sui bastoni e sulle ossa? Uno può pensare, beh, alcune migliaia di anni fa, no? Perché ovviamente questi sono sistemi un po' primitivi. Ma vi voglio leggere una pagina che è straordinaria, di uno scrittore anch'esso straordinario che si chiama Dickens, che credo sia l'autore che ha scritto il libro più venduto del mondo, perché uno dei libri di Dickens ha venduto 200 milioni di copie, credo che fosse Canto di Natale, no? Christmas Carols o cose di questo genere, 200 milioni di copie che fanno impallidire persino successi recenti come quelli di Dan Brown, eccetera. Ora, Dickens si interessava anche di cose serie, come i numeri, no? Per esempio, e sentite cosa scrive nel 1855 in un discorso sulla riforma amministrativa. Sta parlando dell'Inghilterra, siamo a metà dell'Ottocento, no? Secoli fa, dice Dickens, fu introdotta nella corte dello scacchiere una forma primordiale di contabilità consistente nel far tacche su bastoni di legno alla maniera in cui Robinson Crusoe teneva aggiornato il proprio calendario nell'isola sperduta. Bisognò attendere il 1826 perché questi bastoni fossero aboliti. Poi vi chiederete, ma come? Ma l'Inghilterra faceva queste cose ancora 200 anni fa, meno di 200, perché non siamo ancora nel 2026. No? Fino a quell'epoca non si tenevano questi bastoni. Come si tenevano? È interessante che quando si fa la storia della matematica spesso si scoprono cose, ne vedremo altri esempi, no? Che ci spiegano le etimologie di termini che noi usiamo senza mai capire da dove arrivano. Tenevano questi bastoni in cataste e il nome catasto, no? È il nome che tuttora ha un ufficio che ovviamente spero non tenga più le cose, i dati, no? Semplicemente intagliati su dei bastoni, anche se a volte sembra non molto più modernizzato, no? Di quel periodo. Ma continuiamo con Dickens. E dice Dickens, bisogna attendere il 1826 perché quei bastoni fossero aboliti. Nel 1834 ci si accorse che ne erano rimaste cataste per l'appunto. Ci si chiese che cosa fare di quei legni consumati, mangiati dai vermi e ammuffiti. Presero appunti, si scambiarono lettere su questo importante argomento, i bastoni furono ospitati a Westminster e qualunque persona con un po' di sale in zucca si sarebbe accorta che la soluzione migliore era di regalarli come legna da ardere ai poveri che vivevano nelle vicinanze, ma poiché non erano mai serviti a niente, la burocrazia decise che continuassero a non servire a niente e decretò che fossero bruciati in privato. Lo si fece in una stufa della Camera dei Lord che, ingolfata dagli stupidi bastoni, diede fuoco ai pannelli che rivestivano le pareti.
I pannelli diedero fuoco alla Camera dei Lord, la Camera dei Lord diede fuoco alla Camera dei Comuni, le 2 camere furono ridotte in cenere, si arruolarono architetti per costruirne altre e la cosa ci è costata 2 milioni di sterline. Questa è la storia, no, di questo modo di calcolo. La matematica distruttiva. La matematica, no, questa la matematica no, ma cercare di distruggere la matematica, no, può essere qualcosa, no, che si rivolta contro, come l'apprendista stregone. Quindi vedete che i bastoni, ecco, questi sono per esempi di bastoni più moderni, no, appunto, che vengono tenuti oggi nei musei, no, a ricordo di quest'epoca non così lontana. Notate che l'Inghilterra ufficialmente abolì i bastoni agli inizi dell'Ottocento, ma fino a un secolo fa ancora nelle nostre campagne e soprattutto nelle nostre montagne continuavano a essere registrate molte delle contabilità in questo modo. È il modo più ovvio, no, semplicemente di tener conto dei numeri. Ma questo è un modo che ha a che fare appunto con questi sistemi, con tacche su ossa e su bastoni. Ci sono tanti altri modi di farlo, perché queste cose sono convenzionali e le convenzioni ovviamente possono cambiare. Questo è un modo che arriva da civiltà completamente diverse, in particolare la civiltà incaica, si chiama Quipu, ed notate che la civiltà degli Inca, fino a che i perfidi spagnoli non arrivarono, no, a distruggerla, no, con i loro 20 cavalli, prima Cortés, no, e poi quell'altro, no, era una civiltà che in realtà si stendeva dall'Istmo di Panama fino alla Terra del Fuoco, no? Soprattutto nella parte andina, no? Un impero immenso, no? Aveva costruito strade esattamente come facevano i romani, no? Aveva ovviamente mezzi di trasporto, soprattutto i lama, no? E così via, no? Però notate non aveva la ruota, no? E quindi era una civiltà un po' sui generis e ovviamente no, non aveva una scrittura. Quindi riusciva però a mandare avanti un'enorme macchina amministrativa senza un mezzo di registrazione delle parole. Però certamente i numeri servivano, prima di tutto per esempio per far pagare le tasse, no? Per sapere i commerci, tener conto di questi commerci. E gli Inca avevano inventato questo strumento che, come vedete, è semplicemente uno di questi, no? Una semplice cordicella. Sono colorate in maniera diversa e si pensa appunto che i colori diversi costituissero per l'appunto, no, materiali o capitoli diversi di questa burocrazia amministrativa, e ci sono dei nodi sopra, no? E questi nodi sono ovviamente di nuovo un modo, no? Così come si fa nell'espressione quotidiana un nodo al fazzoletto per ricordarsi qualcosa, no? Questi nodi registrano delle quantità. È ovvio che fare dei nodi è seccante, no? Così come fare delle tacche, perché finché se ne fanno 4 o 5 è un conto, ma se uno deve registrare 1 milione di derrate, per esempio, ha bisogno di un osso molto lungo, di tanti bastoni, o ha bisogno di cordicelle enormi. Non ci vuole molto a capire che i nodi possono essere diversi. Questo non è un suggerimento, no, che gli antichi avessero già quella che oggi si chiama la teoria dei nodi, che i matematici hanno sviluppato e stanno sviluppando, che è una cosa straordinaria, una parte della topologia che studia appunto i modi in cui le corde si possono annodare o snodare e che ha delle applicazioni. Voi potete immaginare, adesso non so se siete qui, magari forse un minimo di interesse per la matematica ce l'avete, però a volte qualcuno, no, sospetta che i matematici insomma, si interessino di cose un po' secondarie rispetto alla vita quotidiana. Però se voi pensate che ciascuno di voi è fatto di cellule, no? E ogni cellula dentro nel suo nucleo ha un filamento di DNA con qualche miliardo di basi, e questo filamento è più o meno, no, l'equivalente di ciò che si otterrebbe se si prendesse un filo lungo un centinaio di chilometri e lo si schiacciasse dentro un pallone da calcio, no? Quindi è una cosa, no, estremamente pasticciata lì dentro. E ogni volta che una cellula si riproduce, questo filo, che in realtà è doppio, no? È fatto da una doppia elica, come sappiamo dagli anni 50, no? La scoperta di Watson e Crick, questa doppia elica si deve aprire, no? Ora, chiunque di voi abbia avuto in mano un filo o una corda di quelle vecchie, no? Fatte a treccia, no? Con 3 pezzi, no? E cerca di tirare semplicemente i fili in modo da far aprire questa corda, si accorge immediatamente, no? Che dopo un po' questa corda si annoda, no? Quindi come fa il DNA ad aprirsi, no? Ad aprire un filo, no, di quelle lunghezze, no? In uno spazio così limitato? A questo serve la teoria dei nodi, tanto per dire, no? Ma qui appunto dicevo non è un riferimento a cose di questo genere elevate e moderne, no? È semplicemente l'osservazione
che poiché i nodi possono essere più piccoli o più grossi, un nodo più grosso potrebbe stare a indicare una serie, no? Una quantità di nodi più piccoli, no? E un nodo ancora più grosso potrebbe indicare una quantità di nodi intermedi, no? E così via. Quindi a seconda delle dimensioni di questi nodi si può comprimere l'informazione. Fino a che punto? È chiaro che gli uomini capirono molto presto che due tipi di nodi non sono molto meglio di uno. Certo, è vero, un nodo più grande può, per esempio, o una tacca, no, più grande, può indicare 10 nodi o 10 tacche più piccoli, ma poi si ripropone il problema semplicemente, no, con un fattore 10. No? Cosa succede quando si hanno milioni? Si devono fare tanti nodi grossi. No? E allora il problema di questi sistemi di numerazione che piano piano gli uomini intuivano e che poi sono analoghi, tra l'altro, notate, al sistema romano, no? Poi tutti a scuola, no, l'avete imparato, il sistema romano, no, che è un sistema additivo, no, quindi non è come il nostro in base 10. No? A che cosa serve? Dunque, che cosa serve al sistema romano per indicare tutti i possibili numeri? Beh, serve anzitutto un simbolo per le unità, no? Che è semplicemente, non a caso, no, un dito, no? Che è una specie di I maiuscola. No? Poi serve un simbolo per le decine, a parte il 5 e i 50 sono arrivati dopo, ma quelle no. Serve un simbolo per le decine che è una X, e si pensa tra l'altro che quello fosse semplicemente l'1 e la rappresentazione un po' più elaborata di una tacca, no, sull'osso. E il 10 è la rappresentazione di due tacche incrociate, anche il 5 tra l'altro, no? Sono due tacche inclinate però messe in due maniere diverse. Quindi serve un simbolo per il 10. Serve un simbolo per il 100, no? Che è semplicemente 10 decine. No? Il simbolo per il 100 è quel mezzo cerchio, no? Che poi per caso coincide con la C maiuscola. Ma serve anche un simbolo per il 1000, cioè le 10 centinaia, no? E così via. Il problema di questi sistemi di notazione additivi è che hanno bisogno di infiniti simboli, perché hanno bisogno, detto in termini matematici, di un simbolo per ogni potenza della base. Se voi parlate in base 10, avete bisogno di un simbolo per le unità, per le decine, per le centinaia, per le migliaia, per le decine di migliaia, per le centinaia e così via. No? Ora, è chiaro che in genere quando si insegnano il sistema romano ci insegnano i primi simboli, perché poi è difficile che i romani usassero miliardi e così via. Ma se volete fare della matematica dovete usarli tutti. No? Quindi c'è un problema enorme, no? Con un'infinità di simboli. Anche qui ci vorrebbe un'infinità di diversi nodi, no? Per poter tenere conto di queste cose. Ma adesso stiamo soltanto cercando di scalfire, diciamo così, di grattare la superficie di questa storia dell'evoluzione dei numeri, e ci sono tanti altri modi per contare con nodi di tipo un po' diverso. Per esempio, molti usano dei semi. Questo per esempio è una calcolatrice tascabile, come vedete c'è un simbolo più, no? Che è il simbolo dell'addizione, no? È una calcolatrice tascabile che ha più o meno, no, meno non c'è, ma comunque vabbè è la parte così, no? E a parte gli scherzi, no? Questo è ovviamente, no? Un rosario, no? Che serve a contare quello che si vuole contare quando si usa il rosario, cioè il numero di Ave Maria nel rosario, 10 a 10, no? E vedete che ci sono 10 grani, no? Ma popoli diversi usano cose diverse. Per esempio questo è un rosario musulmano, no? E voi sapete che ci sono, o chi non lo sa, se ci sono degli autistici qui lo vedono a occhio gli autistici, gli altri no, sono 99, no? Perché questi sono i 99 nomi, no? Di Allah, no? Eccetera. Questo è un rosario buddista invece, no? In cui ce ne sono 120, no? E così via. No? Quindi ci sono tanti modi, no? Di contare usando artifici, no? Semplicemente convenzioni di questo genere. Ma con quello, come dicevo, si va poco avanti. No? E invece c'è una storia che ha un collegamento diretto in un'altra parte del mondo, collegamento diretto con la mostra di cui si è accennato prima e che poi andremo a vedere insieme. Che è il fatto che fin dall'antichità gli uomini hanno capito che uno dei modi comodi per contare, no, era quello di usare delle pietre, no? Pietruzze. Talmente comodo che oggi ancora si dice che noi calcoliamo, no? E sapete che i calcoli, no? Calculus è semplicemente il diminutivo di calx, no? Di calce, no? Quindi dei piccoli calcinacci sarebbero, no? Le pietruzze. No? E chi di voi ha avuto la sfortuna, come ho avuto io, no? Di avere calcoli altrove, no? Per un matematico colmo è per un obbligatorio. matematico, no? Calcoli a Rene, no? O da altre parti del mondo, no? Del corpo, sa benissimo, no? Che quello è il significato originario della parola calcolo, no? Pietruzza, no? Che a volte sta dove non deve essere messa. Quindi calcolo, la parola calcolo deriva di lì, no? Perché si facevano i calcoli con le pietre.
Ma ci sono popoli che hanno cominciato a fare calcoli con le pietre in maniera un po' più sofisticata. Questi sono esempi di pietre che però, come vedete, sono di forma diversa. Sono di forma diversa in due modi diversi. Anzitutto a volte c'è proprio una forma, no? Alcuni sono più allungati, altri più ristretti, no? Hanno forma, diciamo così, a ellissoide, no? Oppure più schiacciate, eccetera. E altri invece vedete che hanno dei buchi in mezzo. E ci sono state civiltà, soprattutto nel Medio Oriente, no? Nella mezzaluna fertile come viene chiamata, che hanno usato questi sistemi di calcolo in maniera straordinaria, perché è di lì che poi è partita veramente la matematica. Anzitutto, che cosa si faceva agli inizi? Beh, agli inizi si è cominciato esattamente come con le tacche, no? Si usavano tante pietruzze uguali per indicare unità. Poi si è capito che se si voleva appunto procedere oltre bisognava avere pietruzze diverse che indicassero gruppi di quelle unità, per esempio pietruzze un po' più grosse che indicassero 10 pietre più piccole, no? Altre invece di aumentare la dimensione si poteva cambiare la forma, no? Quindi probabilmente queste pietre, no, con forme diverse corrispondevano a quantità di unità o di decine o di centinaia differenti. A volte il buco in mezzo veniva usato perché una pietra con una certa forma, quando veniva bucata, passava a indicare una quantità che era moltiplicata per 10. No? Quindi il buco in mezzo, no? È un po' l'analogo di quello che noi facciamo quando aggiungiamo uno 0 al fondo di una rappresentazione decimale di un numero. Uno 0 al fondo moltiplica appunto per 10 e qui era il buco semplicemente, che è una forma di 0 per l'appunto, che moltiplica per 10. A cosa servivano queste pietruzze? Beh, anzitutto servivano a contare, no? Esattamente come quando si contano le pecore, no? Invece di tenere a mente le pecore, ogni volta che passa una pecora si mette una pietra da lato, no? E alla fine si ha un mucchietto che corrisponde, i matematici direbbero c'è una corrispondenza biunivoca, no? Tra il mucchietto delle pietre e il gregge invece delle pecore che sono passate. Ma se voi volete vendere, per esempio, queste pecore, volete portarle da una città all'altra, ovviamente non lo fa il padrone, no? Perché affida l'incarico a qualcuno, e vuole essere sicuro che questo qualcuno porti esattamente, no, le pecore che gli sono state affidate. Come si può fare per controllare? Beh, gli si può dare un mucchietto di pietre, no? E gli dici quando porti le pietre porta anche questo mucchietto. Certo che questo mucchietto non va molto lontano, perché io posso togliere, no, le pietre, no, e sfilare tante pietre quante le pecore, no? Anche il mandriano riesce a capire queste cose. Allora cosa si faceva nell'antichità? Si facevano cose di questo genere, cose che vengono chiamate, e di cui deriva la nostra espressione che anche oggi noi continuiamo a usare, bolle di accompagnamento. Cioè si faceva una bolla, cioè una palla, e dentro questa palla, che era come vedete fatta di terracotta, no? Quindi veniva cotta, no? E dentro c'era l'insieme di pietre che corrispondeva alla quantità di merce che bisognava trasportare. Il mandriano o chiunque, no? Il trasportatore doveva portare la merce e insieme doveva portare la bolla e consegnarla intatta ovviamente, no? La bolla veniva rotta, no? E dentro c'erano un numero di pietre, si controllavano e questo era un sistema rudimentale però molto interessante. Era comandata, insomma. Come? Raccomandata, cioè Era proprio una bolla di accompagnamento. A volte voi sapete che oggi ancora, no, quando si trasportano le merci, no, bisogna avere una bolla di accompagnamento. Per fortuna, no, adesso è un foglio di carta e non è più, no, una palla di ceramica, no, cotta e così via. La cosa interessante però è che qui incomincia una strana evoluzione. E questa evoluzione è stata possibile datarla perché c'è un luogo straordinario che si chiama Susa, che non è però in Piemonte, no? Bensì appunto nel Medio Oriente, che era la capitale della civiltà elamita. No? A Susa ci sono stratificazioni, no? Che sono molto visibili, no? Si vedono gli strati archeologici. E si nota che 3500 anni prima della nostra era, cioè 5500 anni fa, notate, qui siamo prima che incominci la scrittura, no? Quindi stiamo parlando di sistemi di notazione numerica che arrivano prima di quanto si sappia invece scrivere e anzi c'è praticamente quasi una prova archeologica del fatto che la scrittura si è evoluta a partire dalle notazioni numeriche, cioè per la felicità dei matematici o degli scienziati in sala, no? La matematica viene prima della letteratura, no? Anche se poi nelle classifiche dei libri più venduti oggi la cosa non sembrerebbe. Allora, come si è arrivati dalle bolle di accompagnamento alla letteratura, alla scrittura?
Si è arrivati in tante tappe, no? Che però appunto si possono monitorare attraverso gli strati archeologici di Susa. 3500 anni prima della nostra era, io per semplicità dico meno 3500, no? Così uso le notazioni numeriche anche per le date, no? Meno 3500 ci sono queste bolle di accompagnamento, che agli inizi sono semplicemente lisce, no? C'è una bolla che io ti consegno per questo viaggio e quando tu arrivi la rompi, no? E basta, no? Non ha altre funzioni. Poi però qualcuno comincia a capire, no? Che insomma, fare le bolle è qualcosa che in fondo è un costo, no? Bisogna metterci dentro il numero giusto di palline, no? di pietruzze, bisogna cuocere la ceramica intorno, no? E così via. No? E allora l'idea è, tu la bolla non la devi rompere, no? Me la puoi riportare intatta, no? Se non ci sono contestazioni, se colui che riceve la merce, no? Non si fida di aver ricevuto il numero esatto di derrate, allora apriamo la bolla, no? Quella va perduta, no? E comunque controlliamo. Se invece lui si fida, tu mi riporti la bolla e la possiamo usare tante volte. Il problema è che non sempre la quantità è la stessa, una volta porti 50 pecore, l'altra volta porti 10 mucche, no? Quindi bisogna in qualche modo, no, sapere la differenza fra le bolle che non vengono rotte. E circa 250 anni dopo, nel meno 3250 circa, no, si cominciano a vedere bolle che hanno, come questa qui, no, delle figure sopra. No? Per esempio c'è una bolla con la figura di pecora, e come si fa la figura di pecora? Beh, si fa uno schizzo, no? Un'immagine che più o meno assomiglia a una pecora, no? E si sa che dentro magari, no, il gregge di pecore che si porta, classico, no, standard di 50 pecore, quindi dentro ci saranno 50 cose. E invece magari le mucche non si fa un'immagine un po' diversa, no? Comincia la pittura, no? Prima ancora della notazione matematica, no? L'ideografia, e le immagini sopra rappresentano semplicemente il tipo di merce che viene trasportata. Ma qualcuno incomincia ad avere l'idea di rappresentare sopra la bolla, e questo siamo a circa 3000 anni prima della nostra era, meno 3000, quindi altri secoli. Vedete che le cose sono molto veloci, no? Passano semplicemente dei secoli, ma insomma i secoli nella storia dell'umanità, no? sono piccoli periodi, no? Incominciano ad esserci delle immagini e poi anche i simboli delle pietre che ci sono dentro, perché a volte si portano greggi di 30 e a volte greggi di 50. Come si fa a immaginare? Beh, per esempio si mettono i pallini, no, che indicano le unità, dei palloni un po' più grossi, no, che indicano, si usano esattamente, no, le pietre, no, le immagini delle pietre che c'erano prima. E a questo punto incomincia ad esserci una notazione numerica. Ma il passo fondamentale arriva quando, come sempre succede, e chi di voi gioca in borsa lo sa, quando le bolle scoppiano. No? Nel momento in cui uno capisce, però questa volta le fanno scoppiare loro, no, volutamente, no? Quando uno capisce che nel momento in cui io ho una bolla che rappresenta sul suo esterno con dei simboli il numero di pietre che ci sono dentro, è inutile metterci le pietre dentro, no? Basta semplicemente l'involucro. E allora le bolle si sgonfiano, diventano cose di questo genere, no? Diventano come dei portafogli, no? Perché non ci si mette più nulla dentro. Si è capito che basta il simbolo. Agli inizi non è così semplice, il simbolo era soltanto un controllo, no? Come le cifre di controllo che si mettono. Una finanza creativa anche qui, vero? Esatto, beh, questa è la contabilità più che la finanza, no, creativa. Si capisce che il simbolo è sufficiente, fa la vece delle pietruzze. Le pietruzze scompaiono, no? Appunto le bolle ormai diventano delle tavolette, no? E di lì, piano piano, questo per esempio è la scrittura elamita, che ancora è una delle grandi scritture dell'antichità che non sono state tradotte, quindi non sappiamo esattamente cosa significa. E ad un certo punto, no, scendendo, no, di qualche secolo ancora nella stratigrafia, si cominciano a vedere delle tavolette in cui i numeri non ci sono più. La gente ha capito, no, che poiché si potevano associare le immagini di cose, no, e i numeri di quelle cose, a volte si possono usare soltanto i simboli per i numeri, ma a volte si possono usare soltanto le immagini per indicare le cose stesse e cominciare magari a raccontare agli inizi soltanto delle liste di oggetti e poi magari cominciare a raccontare delle storie. Cioè pian piano si vede come dalla notazione numerica che era fisica proprio, no? Cioè, e notate che tu adesso hai fatto una battuta, no? La finanza creativa, ma in fondo il passaggio che c'è stato dalle pietre fisiche, no? Ai simboli semplicemente che indicano quelle pietre è lo stesso, no? Che c'è stato dall'oro per esempio alla carta moneta, no? O addirittura, no, nel momento in cui uno poi elimina la copertura aurea, no? Cioè rimane soltanto la carta moneta, rimangono soltanto i simboli, no? Quindi già all'epoca, no, si erano inventate cose di questo genere.
E questi sono appunto alcuni dei popoli che l'hanno usata. Gli Elamiti sono venuti leggermente prima, poi ci sono stati i Sumeri, naturalmente i Babilonesi, e ho già accennato prima il fatto che i Babilonesi ovviamente sono stati uno dei grandi popoli matematici dell'antichità e uno di quelli che hanno usato quella strana base 60 che ha così tanti divisori e che dunque serviva effettivamente il suo scopo meglio di quanto non faccia in realtà la base 10. Notate che per esempio i computer agli inizi usavano una base che serviva ai computer perché c'era una memoria appunto di 8 bit e quindi avevano una base esadecimale, 16 cifre. E così via. Quindi le basi non sono come le leggi mosaiche che vengono giù incise sulle pietre e bisogna seguirle in secula seculorum, cioè si cambiano a seconda delle necessità. Qui vedete però che le incisioni su queste tavolette, in questo caso questa è una tavola astronomica, sono molto diverse dalle rappresentazioni ideografiche che si facevano agli inizi, con immagini che poi man mano si trasferiscono. Nella mostra ho visto dei bei filmati che fanno vedere come alcuni simboli che indicano per esempio la testa oppure la donna e così via, poi pian piano, ecco qua se ne vede in basso a destra. La testa con una roba da bere, con un contenitore per l'acqua. Ecco, con una per la birra, o così, una ciotola. E si capisce come l'ideografia piano piano diventi astratta esattamente seguendo il percorso che ha fatto l'arte moderna, che agli inizi del Novecento cessa di essere puramente rappresentativa o figurativa e incomincia a rappresentare dei segni o delle figure che non hanno necessariamente un corrispettivo nel mondo esterno. E qui si arriva, tra l'altro, anche seguendo la tecnologia. Questa è una cosa importante, perché si sa che spesso la scienza produce tecnologia, ma è anche a volte effetto della tecnologia. Pensate per esempio a Galileo, il cambiamento di paradigma che c'è stato nel 1609, quando Galileo prende un giocattolo sul mercato che veniva venduto, arrivava dall'Olanda e veniva venduto appunto come giocattolo, 2 lenti messe agli estremi di un tubo per guardare forse nella casa dei vicini o a pochi metri, e incomincia ad usarlo come strumento tecnologico. E la tecnologia qui all'epoca è la tecnologia di scrittura. Nel momento in cui i Sumeri cominciano ad avere gli stiletti e che usano con le punte per imprimere dei simboli, quello che viene fatto è semplicemente una combinazione di questi segni, che sono specie di cunei o di chiodi, che sembra, e questo è un esempio di quel genere di rappresentazione. Mi fermo solo un momento perché qui vedete che questa pietra è rotonda, e viene divisa, vedete, in quadranti o in sestanti in realtà. Non è un caso che si chiamino sestanti, perché è la sesta parte. Come mai l'angolo giro, ci insegnano alle elementari, è di 360 gradi? Ci sono tanti motivi complementari uno all'altro, perché poi non si sa quale sia effettivamente stato il primo a venire, però sono tanti motivi che poi insieme fanno sì che si arrivi a quel tipo di rappresentazione, per esempio degli angoli. 360 anzitutto è un multiplo 6 volte di 60. Se uno usava, vi ricordate, le dita prima per contare fino a 12, poi l'altro dito per contare le dozzine, quindi arrivava fino a 60, un multiplo di 60, cioè un multiplo della base, poteva essere utile. E 360 è anche una prima approssimazione, un po' rozza, ma che comunque nell'antichità era considerata una buona approssimazione, dell'anno solare, cioè 360 giorni. Infatti ancora i romani avevano, gli egizi poi soprattutto, avevano 5 giorni che ballavano e quei 5 giorni non erano nel calendario, perché agli inizi non c'erano. Quando si è capito che il 360 era un po' rozzo, bisognava fare 365, e allora quelli non si sapeva dove metterli e si faceva carnevale, si facevano 5 giorni fuori del calendario senza lavorare. E le prime feste di carnevale che voi qui così bene fate, anche se ormai siamo, credo, in Quaresima. Ora, questa storia di contare in base 60, che può sembrare così strano, anche quella ha lasciato delle tracce archeologiche nella nostra vita quotidiana, perché, come tutti sapete, i minuti sono fatti di 60 secondi e le ore sono fatte di 60 minuti. 60 per 60 fa 3600, che è un multiplo 10 volte di 360, e così via. Quindi ancora oggi i nostri orologi, noi potremmo oggi benissimo usare il sistema decimale e sarebbe razionale farlo. Solo che le cose razionali non sempre vengono fatte, anzi
Questa è una cosa un'affermazione ottimistica, no? Perché naturalmente quasi mai vengono fatte, ma la rivoluzione francese ci ha provato. Ha provato a essere conseguente, a fare un calendario, per esempio, in cui i mesi non fossero uno di 28, l'altro di 30, l'altro di 31, no? E così via, ma fossero decimali, no? Divisi in questo modo. E è durato pochissimo, no? Perché queste cose sono ormai diventate ataviche, no? E quindi non so quando si arriverà. I computer a volte ce l'hanno, no? Questi, anche per esempio gli strumenti per fare i film, il Windows Movie Player per esempio, no? Che qualcuno a volte usa, no? Si accorgeranno che fa invece semplicemente usa i secondi, no? E non usa la divisione e ogni volta che uno vuole tagliare un film, no? Da una parte all'altra, no? O mettere un video su YouTube deve fare il conto, no? E deve andare a cantare, questi sono minuti, quindi vanno 60, questi sono secondi, li aggiungono e così via. Loro invece fanno semplicemente... La rivoluzione francese è andata bene col metro, però. Col metro è andata bene, certamente, ma è una delle cose, no? Purtroppo, no? Non si è riusciti ad estenderla, no? In tutti i campi. Queste cifre, ovviamente, no? Queste sono le ore per l'appunto, no? che vedete qui, no? Ancora oggi appunto divise in 12, no? Notate, 12 ore, no? E il 12 è legato ovviamente, no? Alla questione del primo sistema duodecimale e poi ovviamente, no? I minuti, i secondi, eccetera. Questi sono i simboli che si usavano all'epoca, vedete, l'1 era semplicemente un cuneo, il 10 era un cerchietto, il 60 che era la base per l'appunto era un cuneo un po' più grande, no? Esattamente come il nodo, no? È un nodo un po' più grande, e il 600, come vi dicevo, no? È semplicemente, no? Un cuneo bucato e così via. Il 3600 che è quello che si ottiene moltiplicando appunto 600 per 6 oppure 60 per 60, no? È un cerchio grande, no? E così via. Ora dunque, siamo alle 6, bisogna vedere, qui naturalmente ogni civiltà ha le sue, no? Di queste cose, magari vi dico ancora brevemente, no? Queste stiamo ormai parlando, no? Dei babilonesi, no? Questa è la famosa stele di Hammurabi che c'entra poco con la matematica, ma questo invece è il sistema che usano i cinesi. Il sistema cinese è esattamente analogo a quello romanico ancora oggi. Vedete che non ha lo zero, anzitutto, finora dello zero non si è parlato perché tutti questi popoli non ce l'avevano, ha simboli per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e poi vabbè, questo scusatevi, questa era soltanto una bozza, no? Gli anni e i mesi non contano, ma c'è 100, 1000, 10.000 e così via. Vi ho detto prima, no, che usando questo sistema, no, ovviamente c'è bisogno di un simbolo per ogni potenza della base. Poi direte, beh, questi sono un po' incivili, no? Naturalmente sono arretrati, no? Noi invece abbiamo lo zero. Ma mica è vero. Perché provate a pensare nella vostra mente, no? A dire quel numero grande che abbiamo visto che potete raggiungere piegando le vostre dita in vari modi, cioè 9.999. Ora, come l'ho detto? Qui anzitutto vedete, ho detto 9.000, cioè sto dicendo che ci sono 9 migliaia, no? Poi 900, 9 centinaia, poi 90, no? 9 decine e 9 unità l'ho sottinteso. Se voi volete dire per esempio 1024, quando lo scrivete c'è uno zero, ma quando lo dite no, perché diciamo 1000, cioè un migliaio, 20, due decine e 4. Cioè quando noi parliamo, quando diciamo a voce dei numeri, stiamo usando esattamente questo sistema che è il sistema cinese che loro ancora usano per scrivere, no? Ma lo usiamo in questo modo. C'è una cosa interessante però, no? Ed è che, questo ve lo dico perché non credo che arriveremo al momento giusto in cui sarebbe stato dirlo, perché poi passiamo ad un altro argomento, no? Ed è il fatto che noi leggiamo e scriviamo, no? Da sinistra a destra, no? Nella nostra civiltà. Ci sono altre civiltà ovviamente che fanno il contrario, anche questo è puramente convenzionale, si può fare dall'alto in basso e anche qui noi cinesi per esempio spesso lo fanno dall'alto in basso, ma noi scriviamo comunque da sinistra a destra. Però, se vi siete accorti, noi leggiamo i numeri al contrario, perché quando noi arriviamo per esempio, no, a un numero come 1024 che vi ho detto, no, noi diciamo prima il migliaio, no, che ci capita davanti. Ma per sapere che quello è un migliaio, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare al fondo del numero, no? E risalire all'indietro, no? Per sapere quante cifre ci sono. Se c'è 1024 lo vediamo a occhio, no? Quindi lo diciamo. Ma se ci fosse un numero, per esempio, con 20 cifre,
Come facciamo a dirlo? Certo, lo leggiamo da sinistra a destra, ma per sapere qual è la prima cifra, cioè l'ordine di grandezza, per sapere se dobbiamo dire milioni, miliardi, decine di miliardi o cose del genere, dobbiamo andare al fondo, risalire all'indietro, no? E poi finalmente quando sappiamo lo leggiamo in questo modo. Questo è abbastanza strano perché in una scrittura che va da sinistra a destra i numeri dovrebbero essere scritti al contrario, quindi 1024 dovrebbe essere 420 1000. E invece noi lo diciamo, no, girati al contrario. Come mai? Questo ha a che fare con un aggeggio che è forse bene che salti, adesso chiudete gli occhi per un momento perché altrimenti vi viene il mal di mare, no? Andiamo avanti, saltiamo un po' di civiltà perché non si può fare, ecco, e arriviamo ai Romani, no? I Romani quali avevano effettivamente, no, un problema di questo genere perché calcolavano, scrivevano i numeri esattamente, come avevo detto, come i cinesi, no? Con quel sistema che abbiamo già citato prima. Questa è una stele romana, no? Vedete, non ci interessa chi c'è lì disteso, chi c'è dietro, ma ci interessa quel ragazzino che sta sulla sinistra e che porta in mano che cosa? Porta in mano una calcolatrice. Una delle prime calcolatrici, no? Ce n'erano anche di tascabili, tra l'altro, perché queste invenzioni non sono così recenti, noi pensiamo sempre di aver scoperto tutte le cose, no? Ma non è la Texas Instrument che ha fatto la prima calcolatrice tascabile, bensì è stata la civiltà romana. Questa è una calcolatrice tascabile, erano cose di queste dimensioni, no? Come i nostri cellulari, quindi non siamo poi tanto originali, se li portavano nella tasca della tunica, no? E che cosa sono? Sono abachi, no? Che servono, sono quelli che una volta si chiamavano i pallottolieri. Chi di voi ha un'età un po' più avanzata, io per esempio me lo ricordo benissimo da bambino, no? Ci divertivamo a usare il pallottoliere, che era semplicemente una serie di palline e ciascuna pallina indicava ovviamente delle unità, delle decine, delle centinaia, no? E così via. E questi pallottolieri spesso sono fatti con righe che sono interrotte perché si può anche tener conto dei 5, no? Oltre che delle decine, no? Per rendere i calcoli un po' più vicini. Ma questi pallottolieri, anche loro, no? Questo è un abaco per esempio un po' più moderno, no? Se voi andate in certi paesi orientali, ma non tanto orientali, anche la Russia per esempio, andate nei mercati russi a Mosca o San Pietroburgo, vedete ancora gente che usa l'abaco. Se andate in Oriente li vedete dovunque, no? Questi abachi. E c'è un famoso episodio dopo la guerra, quando, come voi sapete, la guerra finì male per i giapponesi, no? Con le bombe atomiche, e ci fu l'invasione o l'occupazione occidentale, americana, e ad un certo punto il generale MacArthur si accorse che i giapponesi usavano ancora gli abachi, no? E dice, vedi, abbiamo battuto, abbiamo sconfitto, no, questo popolo retrogrado, no, che ancora fa i calcoli, no, usando questi mezzi, mentre noi già abbiamo le calcolatrici, ma quelle vere, no, ormai, no, tascabili. E i giapponesi incominciarono ad essere indotti, diciamo, all'uso delle calcolatrici, ma si rifiutavano di farlo. Finché ad un certo punto, per convincerli, no, il generale disse, ma vi facciamo vedere, no, che in realtà è molto più facile, no, è molto più veloce fare i conti con le calcolatrici. Allora presero un soldato che aveva le calcolatrici, no, presero un esperto di questi abachi, fecero una disfida su una decina di calcoli. Stiamo parlando di calcolatrici meccaniche. Meccaniche, sì, certo. No, di quelle credo che agli inizi, cosa c'avevano negli anni 50? No? Era il 46, credo, 47, no? E in realtà si accorsero che con l'abaco i giapponesi andavano più veloci, no? Di quanto non facessero loro, persero 10-0. No? Come mai? Perché ovviamente poi i giapponesi lo spiegarono che bisogna, anche con le calcolatrici, bisogna pur sempre digitarli i numeri sulla tastiera, no? E nel momento in cui voi avete digitato i numeri, anche loro l'hanno fatto sull'abaco, ma là vedono già il risultato, no? Quindi per i numeri piccoli perlomeno, o per i conti, certo che se volete fare i conti per andare sulla Luna, no? O per fare un reattore nucleare, magari forse è meglio usare altre cose, no? Però per i conti della spesa, diciamo così, quotidiani, effettivamente le cose stanno così. E tutti i popoli dell'antichità, tutti, proprio perché non avevano ancora il sistema decimale che ci permette di fare i calcoli in maniera molto veloce, no? Usavano sistemi analoghi. E allora, quando il primo abaco è un abaco che si faceva per terra, no? C'era semplicemente le pietruzze, no? Si mettevano le pietruzze, no? In fila, no? Con le unità. E si partiva da dove per scrivere i numeri? Beh, poiché la maggior parte della popolazione mondiale è destrimane, no? Cioè si partiva da destra, quindi la prima cifra che si scriveva era quella di destra.
Ed era solo in seguito, no, che si aggiungeva invece, no, verso l'altra mano, no, si aggiungevano altre colonne, no, di pietruzza, no, e il motivo per cui i numeri ancora oggi noi li scriviamo al contrario, cioè con le unità a destra invece che a sinistra, come sarebbe sensato fare per leggerle nell'ordine in cui si leggono le parole, no, e quello lì deriva ancora dal fatto che noi siamo fermi all'abaco e oggi forse sarebbe complicato per l'appunto, no, andare a girare, no, i numeri e a dirli alla maniera che vi dicevo, cioè dire 4, 20, 1000, no, per dire 1024, che comunque sarebbe la stessa cosa. È ovvio che nel momento in cui vi insegnano a scuola, no, a dirle queste cose, no, vengono imparate. Questa è un'immagine, no, di un famoso quadro dell'Ottocento, no, in cui c'è la lezione di matematica. Cosa mancava per poter fare i conti alla maniera in cui li facciamo noi? Mancava lo zero. Attenzione, perché il sistema posizionale, cioè il fatto di mettere, di usare soltanto le unità, cioè i simboli per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, usati in posizioni diverse per indicare cose diverse, cioè usati nell'estrema destra per indicare le unità, poi nel posto successivo verso sinistra per le decine, poi per le centinaia, eccetera, è una cosa che già i babilonesi facevano. Il problema è che facendolo così, no, naturalmente, se uno non ha un simbolo per lo zero, no, ovviamente 1024 gli risulta difficile scriverlo, no, perché può scrivere 4, può scrivere 2, gli manca il simbolo per lo zero e poi può scrivere 1, ma non è che i babilonesi fossero così ingenui, lo sapevano anche loro, no? Che bisognava lasciare un posto vuoto. E cosa facevano? Lasciavano un posto vuoto, cioè scrivevano l'uno un po' più in là. No? Il problema è che cosa vuol dire un po' più in là? Se uno ha un quaderno a quadretti, allora ovviamente, no, può lasciare il simbolo vuoto, no, nel quadretto giusto, se scrive dentro i quadretti. Ma se invece di scrivere 1024 voi volevate scrivere 10.024, bisognava lasciare 2 posti vuoti. E qual è la differenza tra 2 posti vuoti e un posto vuoto? Beh, con le sedie o con i quadretti si vede, ma se io scrivo soltanto un po' più in là, no, devo essere proprio ben ordinato, no, per accorgermi che ci sono 2 cifre diverse, 2 posti diversi, no, invece che uno. Quindi il problema è strano che poi non ci siano arrivati, no, con questo simbolo, è soltanto Tolomeo nel 200 della nostra era, quindi 2 secoli dopo la nostra era, che incominciò a scrivere lo zero, ma mai in posizione finale, cioè l'idea era che non scrivere 20 per esempio, no, quello era difficile. E chi è che è arrivato a fare lo zero? Beh, la cosa interessante è che sono arrivati 2 popoli diversi, sono sempre gli indiani, no? Però, nei 2 sensi della parola. Uno sono gli indiani dell'India, ovviamente, no? La civiltà Gupta verso la prima metà del primo millennio, cioè tra l'anno 0, che non c'è mai stato ovviamente, no? Perché non c'era lo 0, dunque non c'era l'anno 0, no? E circa il 500 della nostra era. E più o meno in quel periodo, no, anche i Maya, cioè gli indiani d'America, quelli che poi Colombo crederà essere indiani. Come mai, per esempio, i greci, che erano un popolo di grande bravura matematica, no, che ha avuto geni come Talete, Pitagora e soprattutto Archimede, no, o Ipparco, per esempio, nell'astronomia, come mai i greci non sono arrivati allo zero? Questo è strano, no, perché uno potrebbe dire, ma in fondo, no, ci vuole, sì, va bene, è una grande invenzione, no, però ne hanno fatte di peggio, no? Hanno calcolato per esempio le cifre di Pi greco e così via. Beh, il motivo è che i greci consideravano i numeri in maniera geometrica. C'è un motivo storico che tutti voi probabilmente avrete sentito nominare, cioè agli inizi i numeri erano numeri, anzi si pensava, seguendo Pitagora, che tutto fosse numero. Questo era il motto della confraternita pitagorica. Pitagora era arrivato a questo motto facendo delle osservazioni, come spesso succede nella scienza, no? Anche un po' serendipitose, no? Di serendipità. Cioè la leggenda che Pitagora, che si riferisce a Pitagora, raccontata da Giamblico, è questa, che Pitagora passeggiava per le strade di Crotone, come voi sapete i filosofi Pitagora era in esilio ovviamente, no? Era arrivato da Samo, no? Aveva fatto una scuola pitagorica a Crotone. I filosofi sono un po' come le comete, no? Potremmo dire, no? C'è una testa brillante seguita da una coda di detriti, no? E la testa brillante è il caposcuola, i detriti sono ovviamente, no, gli assistenti, no? o i seguaci. Così. E Pitagora, testa brillante, andava avanti, no, con questa sua coda, no, di cometa nelle strade di Crotone, e dice Giamblico, passò di fronte alla bottega di un fabbro ferraio. No? Dentro si sentivano dei rumori, c'era gente che lavorava, perché i filosofi passeggiano, ma altri lavorano, no, per permettere a loro, no, di passeggiare. No? E questi suoni che uscivano a volte erano, come dicevano i greci, consonanti, no? Cioè suonavano bene insieme.
e altre volte erano dissonanti, stridevano fra loro, no? E Pitagora, che oltre ad essere un filosofo era anche un matematico, voleva capirci chiaro, no? Voleva sapere perché. Allora entrò dentro la bottega del fabbro ferraio e fece esperimenti con i martelli e con le incudini, ci dice Giamblico. La cosa non funziona con i martelli e con le incudini, perché non è, questo vuol dire che la leggenda è stata tramandata malamente, no? Però funziona con le corde, no? Vibranti. Se voi prendete una corda di violino, per esempio, no? E la tenete in mano, no? E qualcuno ve la pizzica, no? Sentite un suono, no? Ma se voi dimezzate quella corda, la corda a metà, di lunghezza a metà, e sentite e provate a pizzicarla, sentite lo stesso suono, però un'ottava più alto. Per esempio sul pianoforte sentite un Do e poi il Do successivo, no? E allora Pitagora scopre che i rapporti fisici tra le lunghezze delle corde, una corda che è metà di un'altra, e i rapporti armonici tra le note che quelle corde suonano, una nota e l'ottava superiore, si possono descrivere attraverso i rapporti numerici tra i numeri 2 e 1. No? Quindi ci sono 3 tipi di rapporti fisici tra grandezze della natura, rapporti umanistici, diciamo così, no? Tra le note, no? Appunto rapporti armonici, e il collegamento tra questi due mondi, la natura da una parte e l'umanesimo dall'altra, no? Era la matematica. Ovviamente non si può dedurre un rapporto di questo genere da un esempio, no? In genere si fanno almeno 2 o 3 esempi, no? Non si possono fare tutti, no? E Pitagora provò, prese una corda, la divide in 3 parti, poi prova a pizzicare 2 terzi o 3 mezzi, no? E si accorge che di nuovo lì c'è un rapporto armonico. Questa volta non è più la stessa nota che sentite, ma è quello che si chiama un rapporto di quinta, Do e il Sol successivo, o Fa e il Do successivo. Ultimo esempio, no? Prende una corda, la divide in 4 parti, prova con 3 quarti o 4 terzi, no? Si sente di nuovo un rapporto noto ai musicisti, che è la quarta, cioè tra Do e il Fa successivo, o tra un Sol e il Do successivo, no? E a questo punto Pitagora dice: una volta è un caso, 2 volte è una coincidenza, 3 volte premeditazione, no? Come si dice, ci deve essere una legge. Cioè la matematica permette di descrivere il mondo della natura e il mondo dell'umanesimo e di metterli in comunicazione. E il motto della confraternita diventa tutto è numero. Ma che numeri sono quelli? Sono rapporti fra numeri interi, non sono numeri interi. Sono 2 su 1, 3 su 2, 4 su 3, no? Sono quelli che si chiamano in greco rapporti razionali, non in greco naturalmente, no? Ma in latino, no? Ratio. In greco si usava la parola logos per rapporto, no? Quindi erano logoi, no? E l'irrazionale era soltanto quello. Poi le filosofie hanno costruito su questa parola dell'irrazionale un sacco di voli, no, pindarici, ma irrazionale voleva dire non commensurabile, cioè non si possono, 2 cose sono irrazionali, anzitutto non si può essere irrazionali da solo, no? Anche se oggi sappiamo molti esempi, no, di questo, ma non si può, irrazionali sono 2, no? E 2 persone, 2 cose sono irrazionali se non si possono misurare con lo stesso metro di misura, no? Ora, Pitagora conia questo motto, tutto è numero, poi specifica, tutto è numero razionale, poi dimentica una parola e diventa tutto è razionale, e qui nasce il motto della scienza moderna, no? Cioè il razionalismo, no? Cioè attraverso la ragione, e ragione proprio intesa in senso matematico di rapporti matematici, no? Si può descrivere da una parte la natura e dall'altra parte la musica, però attenzione, non dimentichiamocelo, Ora, musiche per i greci era tutto ciò che le muse proteggevano, non solo l'acustica, come nel caso di quella che noi chiamiamo musica, ma tutte le arti. Quindi l'idea è che tutto è razionale perché la natura è razionale, ci sono leggi che si possono descrivere attraverso numeri e rapporti numerici, e anche l'arte è razionale, no? Si possono descrivere le cose attraverso, no, numeri e rapporti numerici. Tutto questo è meraviglioso, ma dura poco. Perché? Perché ad un certo punto un pitagorico della confraternita di Pitagora, Ippaso di Metaponto, scopre che persino in geometria ci sono cose che non sono razionali. Uno prende un quadrato e fa la diagonale del quadrato e si accorge che la diagonale e il lato del quadrato non sono commensurabili fra loro. Cioè non si possono descrivere, il loro rapporto di lunghezze non è un numero razionale. Notate che per i fisici in sala, no, che questo è la prima avvisaglia di quello che poi diventerà, ovviamente tradotto e riformulato, il cosiddetto principio di indeterminazione di Heisenberg. No? Ci sono 2 cose, no,
che non si possono misurare allo stesso tempo, no, con la stessa precisione. Se voi avete un'unità di lunghezza che sta un numero di volte esatto, intero, dentro il lato del quadrato, quell'unità di lunghezza non sta un numero di volte esatto nella diagonale. O sta un po' di più o sta un po' di meno. E se voi prendete invece un'unità di lunghezza che misura esattamente la diagonale, quella non misura esattamente il lato. E la cosa è divertente perché i fisici direbbero, no, che la diagonale e il lato del quadrato sono ortogonali, però insomma, sono a 45 gradi, ma vuol dire ortogonale, no, in un altro senso e così via. Vedete come a volte le idee, no, cioè, come diceva Borges, no, le idee, lui lo diceva nel senso delle poesie, Borges un giorno scrisse questo bel saggio sul il sogno di Coleridge, no? Coleridge, il poeta inglese, no, che sognò un giorno sognò un fiore, no? E quando si svegliò dal sogno il fiore era lì, no? Questo naturalmente per gli idealisti, no? È una cosa che eccita molto, no? E poi però questi sogni che ricorrono il sogno di Kublai Khan, eccetera, no? E Borges diceva questo è un archetipo, no, che sta venendo, c'è gente che scrive poesie, no? E queste poesie man mano, no, diventano più, si mettono più a fuoco, no? E continuano ad andare avanti. Ecco, l'idea, no, che Pitagora già avesse intuito qualche cosa che poi nel corso dei secoli diventerà poi ovviamente, no, molto diversamente il principio di indeterminazione di Heisenberg, no, è così. Però in quel momento si scopre appunto, no, che non è possibile basare tutta la matematica sui numeri interi e sui loro rapporti, perché già grandezze banali come il lato e la diagonale del quadrato, poi una volta scoperto quello, se si prende il pentagono è uguale, il lato e la diagonale del pentagono non sono commensurabili, no? La famosa stella pitagorica, le diagonali e ce ne sono tantissime, in realtà poi si scopre che quasi tutto non è commensurabile, no? Solo alcuni casi, no, gli era andata bene a Pitagora. E allora i greci decidono di fare marcia indietro, di dire va bene, allora la matematica la fondiamo non sull'aritmetica. Notate che già agli inizi non si era pensato che anche la geometria potesse avere qualche cosa a che fare con l'aritmetica. Oggi noi chiamiamo un numero come 4 quadrato perché si può descrivere geometricamente come un quadrato. Se voi prendete 4 palline le potete disporre a forma quadrata. 5 è un numero pentagonale perché potete disporle, no, come un pentagono. Ci sono i numeri esagonali di qualunque genere. Oggi noi ce li siamo dimenticati tutti perché sono retaggi pitagorici, eccetto i quadrati e i cubi, no? 8 per esempio, no? Si possono disporre 8 palline a 4 sotto, no? E 4 sopra a formare un cubo, no? E così via. Questo era il modo di vedere dei pitagorici. Ma dopo Pitagora i greci cambiano e invertono completamente le fondazioni, i fondamenti della matematica. Fondano tutto sulla geometria e i numeri diventano invece semplicemente visti dal punto di vista geometrico. Per esempio, che cos'è un prodotto secondo i greci di Euclide? No? Per fare per esempio 4x3, come si fa? Si prende un rettangolo che ha un lato lungo 4 volte un'unità di misura e l'altro lungo 3 volte la stessa unità di misura. E 4x3 che cos'è? Per definizione è l'area di quel rettangolo. E 4x3 per 2? Non è difficile, basta fare, no, un parallelepipedo in cui 4, 3 e 2, questa volta 2 sia l'altezza. E 4x3 per 2 per 5? Non si può fare perché ci sono solo 3 dimensioni, no? Vedete che le cose cominciano a complicarsi, no? Perché se uno fa diciamo un'aritmetica basata sulla geometria, no? Le cose funzionano, o perlomeno possono funzionare, ma bisogna per esempio dividere, no? Sapere che i prodotti, no? Insomma, la cosa si complica. Ma uno dei risultati, perché voi vi siete persi il filo, ma naturalmente siamo sempre fermi allo zero. Esatto, no? di questa fondazione geometrica dell'aritmetica è che i numeri sono quello che misura delle grandezze. E le grandezze non sono mai nulle, no? Perché il punto è ciò che non ha parti, eccetera, non si può misurare. Le grandezze hanno sempre una lunghezza, no? E allora e poi, naturalmente non ci sono grandezze negative, meno che mai, no? Perché come si fa? Un segmento che ha una lunghezza negativa. Quindi ci sono per i greci da Euclide in avanti soltanto i numeri positivi, no? Ma non ci sono lo zero, no? E i numeri negativi. Invece, in altre civiltà che si interessavano di cose che avevano un approccio ai numeri più pratico, come gli indiani, per esempio, gli indiani dell'India, e per esempio lo usavano per fare queste cose qui, no? Cioè per fare i bilanci,
poi si facevano ovviamente con le bilance, no? Per fare quello che oggi noi chiameremo la ragioneria. Notate che ragioneria anch'essa deriva da ragione, e aveva a che fare con i computi, no? Numerici, no? Però qui la ragioneria è il dare e l'avere. Nel momento in cui uno pensa in termini di dare e avere, allora che cosa succede? Che ci sono i numeri positivi, no? E i numeri negativi. E quando il bilancio è in pareggio, no? Allora il pareggio del bilancio diventa qualcosa che corrisponde al numero 0. Ecco perché un approccio più pratico alla matematica porta direttamente allo 0, ma porta anche ai numeri negativi. E infatti gli indiani avevano anche i numeri negativi, e come li usavano? Questo è interessante perché noi, di nuovo, è un'altra di quelle perle archeologiche che scopriamo dissotterrando, no? in queste storie, perché li usavano usando 2 colori. No? Noi usiamo più e meno, ma chi ce l'ha detto che dobbiamo fare così? L'abbiamo deciso noi, no? Si potevano benissimo usare 2 colori, certo stampare i libri era un po' più complicato, ma se uno lo scriveva con gli inchiostri, e cosa facevano? Rosso positivo e nero negativo, erano politicamente scorretti, no? Oggi faremo il contrario naturalmente, no? Perché il rosso, no? Soprattutto dal 1917 è considerato negativo, no? Ma allora facevano il contrario. E il motivo per cui noi oggi diciamo che il bilancio è in rosso, no? Oppure il conto è in rosso, dove nessuno vede rossi da nessuna parte. Una volta però, se qualcuno se lo ricorderà, le banche lo facevano, no? A volte c'erano i libretti di banca in cui il positivo era nero ovviamente, no? E però il negativo era rosso. Loro facevano il contrario, ma è convenzionale, appunto, come ho detto, no? Quindi non ha nessuna importanza. E allora ecco che arriva lo 0. Nel momento in cui arriva lo 0 si può cominciare a scrivere esattamente il sistema decimale, e quando si ha il sistema decimale si possono fare i conti facendo i trucchi che ci insegnano alle elementari. Le somme non sono difficili, no, con i riporti, ma le moltiplicazioni, il fatto di prendere un numero, no, e poi di cominciare a scalare, no, man mano verso sinistra, no, così, si trovano già tutte formate in un libro di Brahmagupta che è del 450 della nostra era, quindi 1500 anni fa, 1600 anni fa. Quindi di lì in avanti incomincia la storia, no, della matematica come noi la conosciamo, matematica diciamo così contemporanea, e lo 0 appunto ha una parte fondamentale in questa cosa. Da noi arriva fino al 1400 noi non avremo lo 0, notate. Lo 0 arriva anzitutto dagli indiani verso gli arabi, no? Gli arabi poi, adesso magari ve lo dico tra un momento, no? Gli arabi, ma vi faccio prima vedere brevemente, questo è il modo di indicare i numeri che avevano i Maya, perché vi ho accennato al fatto che anche i Maya, indipendentemente, perché ovviamente non erano ancora arrivati gli occidentali, no? Nelle Americhe, no? Quindi anche i Maya sviluppano più o meno nello stesso periodo. Tra gli storici c'è discussione se prima sia venuto in India, nell'India come noi la chiamiamo, no? O invece nelle Americhe, no? Questa scoperta. C'è una stele Maya che è di qualche anno prima della nostra era. Quindi qualche non so se 10-15 anni, no? E che già ha lo 0, quindi tutto dipende se già gli indiani ce l'avevano. Quello che vi ho detto, il libro di Brahmagupta è ormai una summa, il che vuol dire che il sistema era già stato introiettato, era diventato sapere comune ormai. No? Qui vedete i numeri, sono quelle stanghette, no? Diritte, e i puntini sopra. Quelle stanghette indicano il 5, perché i Maya avevano come base 20. Naturalmente, perché no? Anche quella, abbiamo 20 dita, no? Non usavano le scarpe ovviamente, no? Quindi usavano le dita anche dei piedi per contare, no? E quindi una stanghetta 5, 3 stanghette sono 15, un puntino sopra faceva 16, il puntino è ovviamente un'unità. Vedete che ogni tanto ce ne sono 4, 4 puntini fanno 4, 5 puntini invece fanno una stanghetta, ma c'è anche lo 0. Lo 0 lo si vede per esempio nella seconda parte dal basso, c'è una specie di conchiglia, no? E quella conchiglia è per l'appunto il simbolo dello 0. Avendo lo 0 i Maya potevano ovviamente fare i conti, no? Esattamente come li facciamo anche noi, e infatti questa è una stele in cui si vedono ben rappresentati molti dei numeri, ma bisognerebbe mettersi vicino, sono lì sulla sinistra. Bene. Il problema è come sono arrivati da noi i numeri arabi, no? Che noi chiamiamo arabi, che però in realtà sono stati inventati dagli indiani. Anzitutto, quando uno ha il sistema decimale, ha lo 0, gli bastano 10 simboli, cioè il simbolo dall'1 al 9 più lo 0, per scrivere qualunque numero, no? In qualunque combinazione.
Perché noi chiamiamo queste cifre arabe, mentre invece gli arabi le chiamano cifre indiane? Beh, ovviamente no, perché a noi ci sono arrivate dagli arabi e a loro invece sono arrivate dagli indiani che l'hanno inventate. Notate che questi sono i campanili, no, dei paesi arabi dove le cifre sono quelle lì. No? Notate che un conto è avere le cifre e un conto è usare gli stessi simboli. Perché i simboli sono convenzionali, qualunque simbolo va bene, e infatti se voi andate in India, per esempio, no, vi accorgete che i simboli non sono affatto quelli che usiamo noi, no? E nemmeno nei paesi arabi. No? I nostri simboli arrivano diversamente grazie a questo signore. Questo signore è un famoso signore, il cui nome ancora oggi noi continuiamo ad usare, perché nella parola algoritmo no, sta dentro, no, il suo cognome, che lui si chiamava Al-Khwarizm, no? E algoritmo è semplicemente una distorsione, no, di questa cosa. Al-Khwarizm era nato in quello che oggi è l'Uzbekistan, vicino a Tashkent, in una città che si chiama Khiva, no? Dove oggi c'è un museo, tra l'altro, dedicato a lui, ma lavorava alla corte persiana, no? A Teheran. E ha scritto nell'850, senza il 1000 ovviamente, no? Quindi 1200 anni fa, un libro, no, in cui parlava del sistema indiano di rappresentare i numeri. Quindi erano passati 2 o 3 secoli dal trattato di Brahmagupta che vi ho citato e Al-Khwarizm finalmente, no, lo trasporta nell'impero arabo e questo impero arabo ovviamente lo diffonde, no, in tutti i paesi che conquista. Quindi in particolare in tutto il Nord Africa, no, in paesi che ancora oggi sono arabi, in Spagna, dove c'era ovviamente, no, l'impero moresco, e nel 960 circa un signore che si chiamava Silvestro, che poi diventerà Papa Silvestro, andò in Spagna, vide questo sistema, gli sembrò che la cosa potesse essere utile anche in Occidente e lo portò in Occidente. Ma come spesso succede con i papi, nessuno sta a sentire che cosa dicono, no? E quindi le cose caddero nel nulla. E da noi ci volle invece un signore che si chiamava Fibonacci, che molti di voi avranno sentito, no? Che nel 1204 scrisse un libro, per l'appunto, Fibonacci era figlio di un signore che si chiamava Bonaccio, che andava in giro come commesso viaggiatore, se lo portava nei paesi arabi, lui imparò lì quel sistema, lo riportò in Italia e di lì il sistema divenne noto, no? in Occidente. Ma noto non vuol dire adottato, no? E ci sono ancora, questo è interessante perché dice come erano gli italiani anche qualche secolo fa, no? Ci sono ancora degli editti della città di Firenze, sapete che sono i fiorentini, no? Abbiamo avuto un presidente del Consiglio anche fino a poco tempo fa, no? Che veniva di lì, no? Ci sono ancora oggi, no? Verdini, no? E compagnia bella, no? Un editto della città di Firenze che diceva non si devono usare queste cifre, no? Perché si prestano troppo facilmente ai trucchi. Se uno scrive 0, cioè, cosa ci vuole a trasformare quello 0 in un 6, mettendo un coso, o in 9 di sotto, no? Quindi basta, non si deve usare sta roba. E quello che invece poi sdoganò il sistema decimale fu la stampa. Nel momento in cui arriva la stampa, i libri sono stampati, e se uno ci mette qualche cosa si vede, no? Ovviamente, no? E allora la stampa poi diffonde a macchia d'olio, ma qui vedete il percorso delle cifre. Le cifre originali, quelle di Brahmagupta, diciamo così, no? Dei Gupta, sono quelle in alto a destra. Come voi vedete non hanno nulla a che fare con quelle che noi usiamo, ma l'importante, no, è che ci siano per l'appunto, no, il 6 assomiglia, dai. Il 6 assomiglia, ma non è... Beh, sì, in realtà no, ma poi, e poi vedete tra l'altro come si sono trasformate. E poi in verticale, no, vedete le cifre come sono arrivate nel sanscrito, che è ovviamente la lingua classica indiana, ma a noi sono arrivate dall'altra parte, no? Vedete gli arabi orientali e gli arabi occidentali, no? Che sono appunto quelli del Marocco prima, no? E poi della Spagna. E a noi sono arrivate dalla Spagna e in effetti quelle là occidentali piano piano sono diventate quelle nostre, no? E alla fine, al fondo, vedete come le rappresentò Dürer, che tra l'altro fece uno studio specifico su come rappresentare le cifre dal punto di vista grafico attraverso la riga e il compasso, no? E così via. E siamo arrivati alla fine, diciamo così, di questa storia, abbiamo saltato vari capitoli, no? E così via, per non annoiare troppo, no? Le cose. E qui vedete ancora, e questa è una figura del 1500, no? C'è ancora la disputa. La disputa fra, vedete, no? Da una parte, che quello c'è scritto qua, da una parte l'aritmetica, no? E vedete sulla sinistra
un signore che sta usando ormai le cifre, no? come nostre, no? Le cifre moderne, e dall'altra parte c'è il signore che invece insiste a usare, no? L'abaco. La disputa era fra gli abacisti o abachisti, quelli che continuavano a usare il pallottoriere, no? E invece quelli che preferivano le cifre. E naturalmente tutto questo è entrato nella storia, ma a far vedere che le cose sono convenzionali, questa è la divisione del mondo oggi. Come diciamo noi, per esempio, i numeri. Noi diciamo 1000, 1 milione, e poi come continuiamo? 1000 milioni sono 1 miliardo, poi 1 milione di miliardi. come si vede che non guadagnate molto voi, naturalmente, o come si vede per fortuna che l'inflazione non è ancora come ai tempi della Repubblica di Weimar, no? o in Argentina così. No? Ci sono due grandi sistemi, no, nel mondo, vedete che sono rappresentati lì in colori diversi. Colori che tra l'altro rappresentano, e questo è interessante, le colonie anche. Perché vedete che il viola, no, che è il colore degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, poi molte delle colonie, no, che erano ex inglesi, no, continuano a usare quel sistema. Mentre invece il resto d'Europa, e quindi il Canada che è arrivata francese, il Messico, eccetera, il Brasile per qualche motivo è stato colonizzato, no, alla maniera inglese. Notate che la Cina e la Groenlandia credo che facciano pochi calcoli, no? Ma la Cina, l'India, eccetera, usano sistemi diversi, quindi hanno nomi diversi per questi nomi. Ma i due grandi sistemi sono quello europeo, che dice milione, miliardo, biliardo, triliardo e va avanti in questo modo, no? E quello anglosassone invece che alterna, no? E dice 1 milione, 1 miliardo, poi 1 bilione, 1 biliardo, 1 trilione, 1 triliardo e così via. E questo è il motivo per cui quando leggiamo o sentiamo le cose americane, no? È sempre difficile capire, no? Billion cosa vuol dire? No? Noi, bilioni per noi, no, sono 1000 miliardi, no? Mentre invece per loro sono semplicemente, no, i miliardi, no? E così via. Questo per dire che anche dal punto di vista non soltanto politico, ma addirittura numerico, il mondo continua a rimanere diviso e ovviamente, no, noi cercheremo di unirlo prima o poi, no, sotto un unico regime, perlomeno, no, aritmetico. Ora, io questa parte l'ho finita. Sono le 6:30, quindi giustamente siamo a metà, no, tra l'ora di cena eccetera, però mi immagino che molti di voi abbiano mal di testa e qualcuno ce la batte giustamente, no? Ma anzitutto se avete delle domande su questa parte possiamo farle, poi se siete proprio così staccanovisti o semplicemente siete diventati catatonici e quindi non vi muovete perché così, no, possiamo anche fare un veloce excursus sul potere metaforico invece delle cifre tra 0 e 9. Allora, io che conosco questa cosa accetto il suggerimento: se stiamo in 4 domande, 3 domande e in tutto in 10 minuti raggruppiamo delle domande con delle risposte, poi lui fa una galoppata sui numeri da come nasce, da cosa vuol dire 0. No? Sappiamo che è un soffio Zefiro, certo, da Zefiro, che l'abbiamo qui vicino, no? Un vento, quasi niente, quasi impercettibile o impercettibile, a qualcosa con i numeri fino al numero 3. Per restare altri 20 minuti, per poi poter vedere la mostra che ospita alcune di queste cose che Giorgio Di Fedi ci ha raccontato. C'è un microfono a disposizione, ma non è obbligatorio fare le domande, ma le curiosità sono... Non è anche obbligatorio farle nel microfono, così non si sentono. Il microfono, l'importante è la risposta. Ah no, non volevo dire quello. No? Non si sente nella cosa. No, Posso fare io domande se volete? No, preferiamo di no. Se insistiamo... Ecco, per esempio, mentre voi pensate, io faccio una domanda a Tobia, no? Come si... Tobia Ravà, un signore che qualcuno di voi conosce, perché alcuni dei suoi quadri sono esposti nelle gallerie di questa città e non solo, sono in molti volumi, eccetera, e lui pittura gli alberi scrivendo dei numeri, scrivendo delle parole, insomma ha una sua magia nello stile e nell'arte. Tobia è proprio il pittore pitagorico per eccellenza, no? Nel senso che lui vede il mondo sotto la specie di numeri. Non è che dipinge numeri, ma dipinge il mondo come se fosse fatto di numeri. Ma volevo chiederti, in ebraico
La questione dei milioni, miliardi, eccetera, come funziona? Beh, non ci sono. Non ci sono, Praticamente questo è il modo più semplice di risolvere i problemi a volte. si usa un percorso di somma, insomma, però generalmente la numerazione secondo me parte dalle 22 lettere dell'alfabeto, poi è una sommatoria, insomma, sono i primi, Giusto. le unità, le decine, i centinaia. Eccolo là, Ecco qua, si arriva in effetti eccole qua. questa non è una domanda, no? Forse, ma non abbiamo detto come altri popoli, da quelli che ho citato, no? Individuavano i numeri. La cosa interessante è che alcuni popoli, per esempio i greci e gli ebrei antichi, no? Forse anche quelli moderni, no? Sì, continuano, adesso ormai si userà anche il sistema decimale, no? Usavano semplicemente le lettere dell'alfabeto. Perché? Beh, la storia è leggermente più lunga, ma parte da una slide precedente, no? Perché agli inizi i nomi per i numeri erano completamente casuali, cioè ogni città aveva il suo, ogni popolo aveva il suo, no? Per esempio il numero 1 lo si poteva chiamare pollice, no? Perché è ovvio, no? Però non sempre si comincia a contare col pollice, magari ad esempio negli Stati Uniti non si comincia con l'O, qualcuno comincia anche così, no? Dal mignolo, no? Cioè, a seconda di come uno comincia a contare, no? Chiamerà l'uno pollice, indice, medio, no? E così via. Si possono dare nomi dei numeri, per esempio attraverso le dita, poi quando si arriva a 10 ovviamente si fermano, quindi si può cominciare con gli occhi, col naso, ma qual è l'ordine con cui si segue questa numerazione? Non c'è nessun ordine, quindi i popoli dell'antichità usavano ordini casuali, non ci si capiva assolutamente fra loro. Ma quello che ha cambiato la storia dell'umanità, uno dei tanti momenti, no, grossi del cambiamento, è stato quando i Fenici introdussero l'alfabeto. L'alfabeto fu un'invenzione straordinaria, no, nel momento in cui i suoni corrispondono a delle lettere, no, e c'è una ventina di simboli che individuano sia le consonanti che le vocali, no, e da quel momento lì in poi no, si comincia con l'alfabeto. L'alfabeto arriva circa 1500 anni prima della nostra era, quindi 3500 anni fa. Notate che non è poi una storia lunghissima, no? E però immediatamente conquista l'intero Mediterraneo, tutti i popoli cominciano a scrivere con l'alfabeto, però ovviamente se lo adattano ciascuno alla propria lingua, no? Perché a qualcuno ha più suoni, qualcuno ne ha di meno, no? Eccetera. I greci per esempio avevano, come voi sapete, 10 vocali, no? Le 5 nostre che potevano essere aperte o chiuse, no? Lunghe o brevi. Oggi ne sono rimaste in greco solo 7, no? Perché le altre si sono perse, no? La O mega e O micron, no? O piccolo e O grande, no? E la epsilon, no? e la E, no? Però c'erano per tutte 10. Ogni popolo quindi aveva un certo numero di lettere dell'alfabeto, ma venne in mente che dice, ma poiché ormai l'alfabeto è così diffuso, usiamo le lettere dell'alfabeto per scrivere i numeri, no? E allora ecco che i greci ne avevano 24, no, di lettere dell'alfabeto. Questo è il motivo per cui l'Iliade e l'Odissea hanno 24 canti ciascuno, no? Perché usavano le lettere dell'alfabeto come numeri dei canti progressivi, no? Che andavano da 1 a 24. Ovviamente 24 è un brutto numero, no? Perché è divisibile per 8 e non per 9, no? Gli ebrei da 22 mi sembra sono in ebraico. Sono 22 perché 22, esatto, arriva fino alla Tav, esatto, che ha il 400, esatto. Poi 500, 600, 700, 800, 900 sono lettere finali, esatto, che non vengono però computate nella esattamente gematria. Quello che facevano i greci, anche loro con i 24, le ultime 3, no, il digamma, no, eccetera, sono aggiunte all'alfabeto greco, erano vecchie lettere, per far venire fuori 27, di modo che le prime 9 lettere dell'alfabeto indicassero le unità, le seconde 9 le decine, le terze 9 le centinaia, e attraverso 3 soli simboli si poteva scrivere fino a 9999. Scusate, 4 soli simboli, no? 9999. Notate che non c'è zero, no? In nessuno di questi popoli, nemmeno nei romani, no? E così via. Ma la cosa straordinaria dei popoli che usano le lettere per indicare i numeri è che a volte i numeri indicano delle lettere, no? Cioè niente impedisce che una successione di lettere che indica un numero non sia anche una parola, no? Perché, per esempio, se voi volete scrivere qui, non so, Abba, no? Che vuol dire, credo, no? Papà, vedete, potete usare
4 lettere, no? Che però a loro volta, no, indicano semplicemente, no, dei numeri. E allora qui nasce un gioco, diciamo così, linguistico, che poi diventa anche serio, no? E che in parte è dietro, no? Sta dietro ai lavori di Tobia Ravà, lavori pittorici, che in ebraico si chiama gematria, ma che facevano anche i greci, cioè di prendere dei testi e di considerare le parole come se fossero numeri, di prendere questi numeri e di farci sopra delle cose, per esempio sommare le cifre, no? Prendere le lettere, considerarle come numeri, sommare le cifre e poi vedere che cosa succedeva al risultato. Quella a volte diventava un'altra parola, no? E allora la Bibbia, per esempio, è stata letta, no, spesso in questa maniera, no, esoterica, no, dicendo che il significato sta nascosto. Certo che ci sono le parole, ma le parole indicano i numeri e le vere parole sono quelle che sono il risultato di queste operazioni, no, e così via. Ma si possono fare anche giochi puramente linguistici. Vi ho detto per esempio appunto che l'Iliade e l'Odissea avevano 24 canti. C'è stato un poeta, che aveva un perdigiorno probabilmente, no, che si chiamava Nestore di Laranda, che decise di fare questi giochi un po' ulipiani e disse: bene, sono 24 canti, tanti quanti le lettere dell'alfabeto, adesso allora riscrivo l'Iliade e l'Odissea, in modo che nel primo canto non compare mai la alfa, nel secondo canto non compare mai la beta, no? E così via, no? Si fanno giochi come, cioè, che sono appunto giochi puramente linguistici. Altre volte invece le cose possono essere più serie e così via. Ma gli indiani da questo punto di vista hanno raggiunto un livello di pura perversione, no? Perché gli indiani invece non si confinavano alle lettere, non davano nomi ai numeri che erano le lettere corrispondenti, bensì avevano deciso che poiché le cose nel mondo hanno un numero associato ad esse, no? Ogni cosa che aveva un certo numero poteva essere il nome di quel numero. Allora, per esempio, no, tanto per dire, noi abbiamo 2 orecchie. Allora, io posso parlare di orecchie per dire numero 2, ma posso anche parlare di occhi per dire numero 2, narici, no, mani, braccia, piedi, no, e così via, no? Quindi c'erano un sacco di sinonimi. E allora questo permette molta più variabilità. Ovviamente la gematria è una cosa piuttosto costretta, no? Anche quei giochi linguistici di togliere una lettera, insomma, no? Sono cose complicate. Mentre invece qui la cosa è una profusione di nomi per i numeri, e quindi i trattati matematici indiani sono scritti primo in poesia, in versi, secondo con un ritmo estremamente complesso, no? Che ha una sua struttura matematica, dalla quale poi deriva tra l'altro la successione di Fibonacci, perché sono brevi e lunghe, no? Esattamente come erano in greco, eccetera. E però uno legge queste poesie e non è mai chiaro, no, se sta parlando degli occhi perché sta parlando degli occhi perché quella poesia sta parlando per esempio di amore, o se invece in quel caso gli occhi sono un'espressione del numero 2 e si sono dati 2 baci invece che... e così via, no? Diventa una cosa complicatissima, ovviamente tradurlo è assolutamente impossibile, e la matematica indiana, peccato perché è diventata appunto molto esoterica, richiede l'aiuto di un maestro, no? E cela segreti ancora oggi, no? E spesso si trovano cose straordinarie. Ne dico una per tutte, per coloro di voi che hanno fatto studi, diciamo così, superiori. Le serie per il seno, il coseno e il logaritmo, che sono state poi scoperte da Leibniz e Newton alla fine del 600, no? Negli ultimi decenni del 600, in realtà in India erano già scoperte agli inizi del 1400. C'era un matematico famoso come nome e anche come opera ovviamente in India, che si chiamava Madhava, no? Che era una specie di Newton o Leibniz indiano, no? E però nelle storie delle matematiche queste cose spesso passano in sordina, perché noi siamo molto eurocentrici, come ovviamente, no? O occidentocentrici, no? Occidentali, e queste cose spesso ce le dimentichiamo. Però effettivamente l'archeologia, no, della matematica, come ho detto più volte oggi, no? Riserva molte sorprese. Chiusa questa parentesi, la prima domanda non posta è stata risposta. Se ce la facciamo in un quarto d'ora, 20 minuti a fare questa galoppata da 0 a 9. Puoi galoppare, c'è qualcuno che è interessato, però, perché altrimenti siamo qui, quindi siamo qui, perché ci sono alcune curiosità filologiche del io nostro non parlerò, perché poi naturalmente diventa comprese le nostre superstizioni su alcuni numeri che ci tiriamo dietro. Le immagini che avete visto adesso sono quelle delle prime 30 pagine del libro, mentre quelle che vediamo adesso sono quelle della metà del libro, cioè circa 200 pagine. Quindi voi capite che se tanto ci abbiamo messo per fare le prime 30 pagine, ovviamente no, ci mette.
Però, inverso, sì, vedi? infatti faccio al contrario, uno su. La cosa interessante quando uno cerca di raccontare storie, no, sui numeri è che si accorge che i numeri piccoli, appunto, sono stati legati a qualunque cosa e si trovano dovunque, no? Nella natura, nell'arte, nell'architettura, nella pittura, nella letteratura, no? E tutte queste ure, no? E così, e anche nella musica, no? E allora vediamo, anzitutto zero, no? Questi tanto per dire, no? Questi sono i numeri di Arte che ho scelto come inizio di capitoli, no? Eh, lo zero che cos'è? Beh, l'abbiamo detto, no? Indica un posto vuoto, no? Ma allora è ovvio, no, che ogni cosa che indichi il vuoto, per esempio i buchi qua, o l'ombra, no? In questo caso qui c'è Peter Pan, no? Che si distacca dalla sua ombra, vedete, no? Che gliela tolgono, no? I buchi come nel caso di Yellow Submarine, no? E così via. Questa è una bellissima rappresentazione dello zero, no? Di questi poeti o letterati un po', come dire, no? Surrealisti, no? Questa è la marcia funebre per un uomo sordo, no? E vedete che lo spartito, no, ha tutto quello che serve all'uomo sordo, che intanto qualunque cosa non avrebbe sentito, ma comunque, no, è un omaggio appropriato. Questi sono i quadri di Fontana, no? Buchi, no, per esempio, appunto, no? Il silenzio, no? In musica o in letteratura, il vuoto nella fisica, eccetera, sono tutte metafore, no? Del numero zero. Questi sono, ecco, questo per esempio è il modo in cui gli orientali rappresentano lo zero e si chiama Ensu e sembra che si raggiunga il nirvana o l'illuminazione se uno riesce a fare uno di questi simboli, no? Un cerchio, no? Un po' alla maniera di Giotto, vi ricordate il racconto che si dice di Giotto? Giotto era un fiorentino baravano, naturalmente, no? Spesso, come avete capito, ci sono fiorentini qua. Dai un po' con Naturalmente questi, va non bene, siete dai. responsabili di coloro che ci mandate al governo, però insomma, no? Dicevo, si racconta che il modo in cui Giotto fece il suo famoso cerchio perfetto, no? Fu appunto barato, nel senso che arrivò il messo papale, lui prese il pennello così, no? Poi ancorò il gomito, no? al fianco, no? Poi usò semplicemente questo come se fosse un compasso, no? Certo che se uno usa un compasso gli viene fuori un cerchio, no? Più o meno. Questi invece lo fanno in maniera diversa perché loro tengono il pennello così, no? Diritto, no? E devono muovere invece questa volta il polso, è un po' più complicato, e poi c'è un unico gesto di inchiostro, diciamo così. Ce ne sono tantissimi ed è una forma d'arte particolare, no? Fare lo zero, no? in pittura. Dio naturalmente, no? L'ateismo, no? È l'analogo nelle religioni, no? Dello zero. Ci sono religioni monoteistiche che invece sono l'analogo dell'uno, no? O trinitarie, no? Dove hanno 3 dei, no? E chi ha 0 dei, no? Quella è una religione, si chiama ateismo. Questo è il famoso quadro di Indiana. Indiana faceva anche lui dei numeri, era specializzato, no? Spesso in numeri, ma è diventato famoso più che altro per scrivere le cose in questo modo, non per aver scritto zero, ma per aver scritto Love, vi ricorderete, no? Il disco dei Beatles che lo rese famoso in tutto il mondo, no? Questo per esempio è tratto da un libro di Lewis Carroll, La caccia allo snualo. Lo snualo era lo snark, no? Che sarebbe una parola, come dire, come si chiamano le parole messe attaccate, portmanteau in francese, no? In cui c'è metà di una parola, no? E poi la prima metà di una parola e l'ultima metà di un'altra parola messe insieme. E quindi c'era lo squalo e in italiano lo si traduce col lumalo, la lumaca e lo squalo, no? Messi insieme, eccetera. E questo è in quel libro, no? Che come avrete capito è un libro surrealista, questo è la mappa dell'oceano, no? Ed è un oceano vuoto, no? L'uno. L'uno, questo chi di voi è stato in Egitto a Tel el Amarna si ricorderà che quella era la capitale di Akhenaton. Akhenaton è stato il primo responsabile dell'introduzione di questo male dell'umanità, scusate per tutti, perché mi immagino tutti voi siate, no? In qualche maniera monoteisti o simili, no? Che è il monoteismo. Sapete che adesso c'è un teologo tedesco, no? Che si chiama Assmann, no? Che sostiene, secondo lui, il monoteismo è il vero problema, no, delle religioni, perché prima che ci fosse il monoteismo, le religioni si interessavano di etica, no? Di buono e cattivo, giusto e ingiusto, no?
cose di questo genere su cui tutti potevano discutere, pochi si interessavano, no? E i popoli che non erano monoteisti spesso, certo, si facevano guerre, si conquistavano a vicenda, eccetera, ma non per motivi religiosi. I romani sono l'esempio tipico, no? Che avevano questo pantheon in cui ci mettevano dentro gli dei dei popoli conquistati senza nessun problema. Nel momento in cui arriva il monoteismo, no? L'idea è che entra il vero e il falso. Il mio Dio è vero e il tuo è falso. E qui le cose cambiano, allora, no? Perché se uno è vero e l'altro è falso, no? Si cominciano naturalmente a darsene di santa ragione, e Akhenaton, no? È un po' responsabile di questo. Lui unificò tutti gli dei dell'Egitto, no? Praticamente li rese uno solo, il culto del sole, no? Infatti Aton era quella divinità, no? L'unica divinità, che è l'immagine religiosa appunto, no? Del numero uno. Sapete che Akhenaton era il papà di Tutankhamon, no? E già questo nome indica lo scisma che ci fu in famiglia, perché Tutankhamon era nato Tutankhaton, no? Aveva come finale il nome di Aton, il dio sole, no? E poi invece lo cambiò in Amon perché ritornò al culto di Ammone, no? Che era il culto precedente, no? Di Tebe, no? E così via. Questo è Brahma invece, gli indiani, vedete, no? Questo è Brahma con 4 facce, no? In realtà in tutte le 4 direzioni, no? Gli indiani, come d'altra parte i cristiani, sono trinitari ma monoteisti, no? Questa è una cosa che i matematici capiscono con difficoltà, ovviamente, no? Perché per i matematici 1 e 3 sono diversi, no? Ma in religione le cose convivono bene, no? E c'è una trinità, no? Che è Brahma, Shiva e Vishnu, no? Che poi però sono 3 forme in realtà, no? Il creatore, il sostentatore, il distruttore di un'unica realtà. Questo è un divertimento che mi sono fatto da solo, perché mi sono accorto che il libro di Pirandello, Uno, Nessuno e 100.000, si poteva illustrare con 2 quadri di Magritte. Questo è ovviamente Uno e Nessuno, no? Perché c'è un buco, no? Così, no? E questi sono i 100.000, no? Che per caso ha fatto anche lui, no? Forse senza pensare di illustrare lo stesso uomo, però, come vedete, no? Con lo stesso cappellino, no? E Uno, Nessuno e 100.000, no? Sono ovviamente, c'è anche l'uno. Questo invece è lo stesso pittore di prima che faceva la marcia funebre, no? Senza note, no? E così via. Quando vuole fare le raffigurazioni del numero 1 fa questi quadri monocromi, no? Questa è una raccolta di pomodori fatta dal cardinale apoplettico, no? Sul bordo del Mar Rosso. Vabbè, insomma, i surrealisti, no? sono fatti, sono fatti così, no? Questo è l'asso, tra l'altro, no? Che i romani chiamavano già così, no? Ed era il motivo per cui si chiamava asso, no? Era appunto, no? Che stava su uno delle facce, no? Eccolo qua. Questo è l'asso che poi è diventato una moneta, no? Diventava su una delle facce dei cubi da gioco. Questa è una delle monete degli Stati Uniti, no? Come vedete il motto degli Stati Uniti è E pluribus unum, no? Cioè uno, no? Da tanti, no? Fondersi in tanti insieme, no? Cosa che l'Europa non è riuscita a fare. Sono tutte immagini, no? Che servono nel mio libro a raccontare metafore, appunto, come vedete l'ho preso un po' alla larga, no? Il numero 2 diventa... non ho detto una cosa che può essere interessante per coloro che si interessano di matematica, che come dice il Vangelo, no? I primi saranno gli ultimi, no? E gli ultimi saranno i primi, no? E così via, o come dice Thomas Eliot, what we call the beginning is often the end is where we start from, no? Lo 0 è l'ultimo che arriva, è il primo della lista, ma è l'ultimo che è arrivato, come vi ho detto, nella prima metà del primo millennio della nostra era. L'1 è il penultimo nella lista. Uno potrebbe pensare, ma come? Certo, prima c'erano tutti i numeri. No, perché i greci non consideravano l'1 come un numero. Perché ancora in Aristotele, no, l'1 è l'unità di misura. E non riuscivano a capire, no, che un conto, loro dicevano, un conto è l'unità di misura, no? E un conto è ciò che questa unità di misura, no? Quindi l'unità di misura può misurare 2, 3, 4, 5, no? E soltanto un logico, no? Che si chiamava Crisippo, che è più o meno contemporaneo di Aristotele, uno dei fondatori della Stoa, della prima Stoa greca, capì che a volte ci può essere una lunghezza che è lunga come l'unità di misura, no? Cioè un metro, una cosa lunga 1 metro è lunga 1 metro, no? Quindi c'è una differenza fra l'unità di misura e l'1 come una distanza che è lunga come l'unità di misura. Il 2 invece era considerato un numero fin dagli inizi, no? Ed è però il simbolo della dualità, no?
Quando si arriva col 2, naturalmente, qui si potrebbero scrivere libri interi. Notate che libri interi sono stati scritti sullo 0. Ce ne sono nella bibliografia, ne ho messi almeno 7 o 8, no? Perché volendo lì prenderla in maniera metaforica, il silenzio, il vuoto, no? Il nulla, la filosofia, no? E così via. Il 2 incomincia, anzitutto qui ci sono gli immortali taoisti, vedete, no? Con al centro, no? Il simbolo dello yin e dello yang, no? Nel momento in cui ci sono due cose si può fare una contrapposizione, vero, falso, bello, buono, giusto e cattivo, amaro e salato e così via, no? E soprattutto si può costruire un'aritmetica già a partire da due simboli soli, si può fare anche con uno, no? Però quella è poco usata, ma con due simboli, lo 0 e l'1, oggi lo sappiamo, i computer funzionano in quel modo, no? Il sistema binario è un sistema che viene usato correntemente in informatica, no? E che ha le stesse funzioni esattamente del sistema decimale. La vera differenza è tra 1 e 2. Poi tra 2, 10, 16, eccetera, c'è soltanto una costante, no? Perché tra 1 e 2 la compressione logaritmica, nel senso che se io ho 100 stanghette e le scrivo in base 10, no? Quelle diventano semplicemente 10, no? Diventano 2, no? E quello è l'esponente, 110 alla 2, no? Quindi c'è un logaritmo praticamente. E si possono rappresentare i numeri usando il numero corrispondente di stanghette. Se volete usare anche lo 0 avete un problema perché non si sa mai se c'è o no, e allora quando usate un unico simbolo per rappresentare i numeri, 1 significa 0, allora 2 significa 1, 3 significa 2, no? E così via, ce n'è solo una in più, no? Che sta a indicare, no? Lo 0. Comunque col 2 si può fare appunto il sistema binario. Le cose del mondo spesso vengono a coppie, no? Queste sono le mani. Qui non mi ricordo più perché, questo è il giudizio universale naturalmente, no? Dove a destra e a sinistra, no? Ci si mettono i buoni e i cattivi, no? Vedete, il manicheismo praticamente ha come numero fortunato il numero 2, no? Manicheismo vede tutto in termini di contrapposizioni, no? Queste sono le direzioni temporali. Questo è un film interessante non so se l'avete mai visto, di quello che ha fatto Interstellar, com'è che si chiama il regista, no? È un film in cui ci sono scene alternate, solo che la cosa interessante è che le scene pari, no, vanno in direzione normale, cioè dal passato al futuro, e le scene dispari invece ritornano all'indietro, no, dal futuro al passato. Quindi praticamente il film bisognerebbe nella propria mente dividerlo in scene, lasciare nell'ordine giusto le scene pari e invertire l'ordine delle scene dispari, di modo da ricostruire la storia. Ed è abbastanza straniante vedere questo film in cui una scena è quella finale, l'altra è quella iniziale, poi c'è la penultima, poi c'è la seconda, no? E così via. Ma le direzioni della freccia del tempo, anche lì non sono soltanto due, no? Si va dal passato al futuro o dal futuro al passato. Qui c'è di nuovo inferno e paradiso, i due sessi. La cosa interessante è che avrete notato che le strade pari negli Stati Uniti, pari e dispari ovviamente, no? È una delle grandi contrapposizioni che i pitagorici incominciarono subito ad usare, e poi per loro pari e dispari c'era anche naturalmente i significati metaforici, femminile, maschile, no? Bello e buono, no? E così via. E negli Stati Uniti i numeri pari sono quelli delle strade che vanno da est a ovest, no? E invece, se vedete, no? I numeri dispari sono quelli che invece vanno da nord a sud, no? Quindi quando vedete negli Stati Uniti un numero, capite, no? Se state andando, no? In una direzione o invece nell'altra dal punto di vista cardinale. Questa è una rappresentazione geometrica dei numeri, quella che vi dicevo prima dei pitagorici, no? Il fatto che qui si cerca di rappresentare il fatto che 2, 3, 5 sono numeri primi, no? Non si possono descrivere attraverso figure regolari, mentre invece 12, per esempio, si può scrivere in due modi diversi, tra l'altro vedete, no? Come 6x2 e 4x3, disponendoli semplicemente attraverso delle figurine. Vado avanti così alla garibaldina, 3 sono i colori fondamentali, no? Questi sono red, green and blue, no? Come si vede, no? Rosso, verde e blu, no? Colori fondamentali. Ci sono additivi e sottrattivi, ovviamente gli altri sono le combinazioni 2 a 2, no? di questi tre. E è interessante perché uno si può chiedere come mai gli uomini vedono soltanto hanno coni che reagiscono soltanto alle lunghezze d'onde di 3 colori che poi combinano insieme per farne le misture.
E questi sono gli unici colori che non vengono diffratti dall'acqua, no? Questa è la prova in qualche modo fisiologica che noi siamo esseri che derivano da antenati che in realtà erano dei pesci, no? Siamo usciti dall'acqua, no? Invece ci sono altri animali che hanno coni di diversa natura, credo fino a 18. Cioè alcuni animali hanno 18 colori primitivi, no, che vedono, immaginate i pittori di quegli animali, no, cosa non faranno, no? Mentre invece noi siamo fisiologicamente legati al numero 3. Ecco, queste sono le combinazioni dei 3 colori, vedete che sono i cerchi Borromeo, no? Che messi insieme sono o rosso, verde, blu, oppure i colori che come si chiamano? Ciano, magenta e non mi ricordo l'altro, no? Messi tutti e 3 insieme sono il bianco. Se si prendono invece come colori fondamentali sottrattivi quei 3 lì che vedete in centro, no? Si riottengono sottraendo quegli altri, ma al centro vi viene il nero, no? E così via. Queste sono le varie trinità della storia, le trinità sono ubique, i romani ce l'avevano, no? Ce l'avevano gli indiani, eccoli qua, quelli di cui parlavo prima, Brahma, Shiva, Vishnu, ce l'hanno i nostri, no? La Sacra Famiglia è fatta di 3, i 3 Buddha, no? Del futuro, del passato, eccetera, le 3 grazie, le 3 parche, no? Insomma i 3 re magi, no? Vedete che quando si arriva al 3, no, si potrebbero scrivere libri, e sono stati scritti, perché no? No? Questo cosa c'entra la Turandot, chissà mai. Non me lo ricorda nemmeno più, perché poi a volte... questo è interessante anche, perché esattamente come dicevo prima dei colori, no? Noi abbiamo 3 coni, no? Quindi vediamo i colori in un certo modo, no? E pensiamo che il mondo sia quello, no? Ma ovviamente se avessimo una struttura fisiologica diversa, no? Probabilmente i colori, la vista, no? Ce li darebbe in maniera diversa. Questa è una cosa che vediamo più raramente, no? Ce l'abbiamo dentro l'orecchio, no? Nel sistema uditivo, ed è però il sistema che ci permette l'equilibrio, no? Sono i 3 cosiddetti canali semicircolari, come vedete sono 3 canali semicircolari, sono disposti nelle 3 direzioni perpendicolari, ciascuna alle altre 2, no? E dentro hanno un liquido con delle palline che si chiamano otoliti, no? E questi canali hanno diciamo così, una parete che è fatta di peli, no? Allora cosa succede? Che quando voi muovete la testa nelle varie direzioni, questi canali percepiscono il movimento di queste palline sui peli. Notate come siamo complicati, no? Cioè le palline toccano alcuni peli e non ne toccano altri, no? E poi mandano dei segnali al cervello, e questo ci permette di capire, no, come dobbiamo mantenerci in equilibrio. Quando avete la labirintite, no? E ovviamente questo sistema salta, questo è appunto quello che si chiama il labirinto, lo vedete lì sotto, no? Perché sembra un labirinto come quello di Cnosso, no? E così via. E la domanda è: ma noi vediamo il mondo tridimensionalmente perché abbiamo 3 canali semicircolari, o abbiamo 3 canali semicircolari disposti perpendicolarmente gli uni agli altri perché il mondo è tridimensionale? Questa è una cosa interessante. Perché se è un caso che noi abbiamo questi 3 canali, no? E allora magari ci sono altri esseri che possono percepire il mondo con più dimensioni, noi invece siamo limitati a questi 3. Se invece è semplicemente l'evoluzione che ci ha evoluti in modo da percepire tutte le dimensioni che ci sono, no? Allora abbiamo quelle giuste. Non so la risposta a questa domanda, quindi non è che non la dico, no? Anche qui non mi ricordo più che cosa significhi, perché questa è la rappresentazione dei numeri triangolari. I numeri triangolari sono poco usati oggi, no? Perché il pitagorismo è stato dimenticato, ma i pitagorici li usavano parecchio. Sono i numeri che si possono disporre a triangolo. Ma guardate che belle cose che vengono fuori come serie: 1, 3, 6, 10, 15 e così via. E nel 600 Leibniz, e forse 2 secoli prima Madava, no? Si divertirono a calcolare la somma delle serie degli inversi di questi numeri, cioè quanto fa 1 più un terzo più un sesto più un decimo più un quindicesimo, eccetera. È una cosa molto interessante, no? E vi lascio l'esercizio, intanto ormai siete tutti Leibniz e Newton, no? Però ci vuole un trucco, no? Interessante per farlo. Potete immaginare, no, che cosa viene fuori, no? Perché c'è 2 per 3, poi c'è 2 per 5, no? Poi c'è 3 per 5, eccetera, bla bla bla. Insomma, vabbè. Queste sono le note. Ecco quello che vi dicevo prima, la storia di Pitagora, no, che naturalmente arriva ai suoni, no, attraverso queste. E questa invece è una storia molto interessante, perché purtroppo ho già dato via il risultato, ma pazienza, no? Perché è un problema che si pose Archimede. Archimede aveva un fiuto terribile, no, straordinario,
per porsi i problemi che sapeva risolvere. È interessante, no? Che questa è la grande capacità dei matematici, di non perdere tempo dietro a cose che sono impossibili con gli strumenti che uno ha in quel momento, no? E lui si pose problemi, per esempio non si chiese, no, come fare a calcolare i pezzi di ellisse, no? E quello ci vollero 2000 anni, no? Perché poi ci vollero le funzioni ellittiche, per esempio, no? E così via. Invece si chiedeva cose, per esempio, sul cerchio, sulla sfera, che risolveva, sulla parabola, riuscì a quadrare, per esempio, il pezzo di parabola. E il problema che si pose fu questo: prendete una palla, no? Una sfera perfetta, la mettete dentro un cilindro, no? Ora la sfera è più piccola, ovviamente, no? Quindi ha una superficie e un volume più piccoli di quello della superficie e del volume del cilindro, no? Ma qual è il rapporto fra la superficie della sfera e la superficie del cilindro? E qual è il rapporto fra il volume della sfera e il volume del cilindro, che la contiene esattamente? E la straordinaria scoperta di Archimede è che è 2/3 in tutti e due i casi. Cioè sia il rapporto dei volumi che il rapporto delle superfici è lo stesso. Non è difficile farlo quando uno ha le formule per calcolare il volume della sfera, eccetera, ma chi ce l'aveva queste formule? Nessuno, se le è dovute inventare Archimede. E oggi, avendo la formula che tutti voi sapete, come si fa a calcolare il volume di una sfera? E l'hanno risposto là in fondo. 4/3 pi greco R3, bravo, no? E il volume del cilindro, quello è più facile, no? Perché base per altezza, no? Cioè uno fa i conti, avendo quelle formulette lì, questo è banale, ma il problema di Archimede era trovarle quelle formule, no? Una volta trovate, ma a lui gli piacque talmente tanto questa storia che 2/3, che tra l'altro notate il rapporto fra no? il Do e il Sol, no? La quinta, no? Che decise di farselo mettere sulla tomba. E allora, non tutti sappiamo cosa farci mettere sulla tomba, a parte la foto, no? Così non sappiamo nemmeno quale, no? Poi in genere. Però lui si fece fare questa tomba con la sfera, il cilindro e 2/3 scritti sopra. Cicerone racconta nelle meditazioni tusculane che andò a finire una volta a Siracusa, forse come console, così, no? E fece cercare questa tomba e la trovarono, era tutta piena di sterpaglie, nessuno più si preoccupava di Archimede, quindi lui la fece ripulire, no? E mettere in sesto e naturalmente si è perduta, perché quelle cose lì, se uno le lascia come sono, rimangono, no? Ma se uno le mette a posto, no? Poi adesso si vedono, no? E si sono perse. La cosa straordinaria è che usando questo rapporto di 3/3 o 2/3, no? Tra il rapporto di quinta, Keplero, 2000 anni dopo Pitagora, no? Si chiese quale sarà il rapporto fra i raggi delle orbite dei pianeti, no? E gli anni planetari, i tempi che i pianeti ci mettono, no? A girare attorno al Sole. E secondo lui ci doveva essere un rapporto fisso, no? E cercò di guardarlo, aveva i dati, no? E vide che il rapporto fra raggi e tempi era un po' più che lineare, no? L'esponente era un po' più di 1, e un po' meno che quadratico. Ora però l'idea sua fu questa, no? Lineare cosa vuol dire? Beh, in musica è l'unisono, no? Quando il rapporto è 1/1, no? La stessa nota. Quadratico che cos'è? Rapporto 2/1, no? È l'ottava. Quindi questo rapporto fra i raggi e i tempi è un po' più che unisono. Cosa c'entra la musica? Niente, ma lui ragionava così, no? Ha scritto un libro che si chiamava L'armonia del mondo, no? La colpa non è sua, perché l'espressione armonia del mondo era di Pitagora, no? La musica delle sfere, eccetera. Poi l'ha presa seriamente, no? E quindi dice, un po' più che l'unisono e un po' meno che l'ottava. Cosa c'è di subito dopo, no? Tra l'unisono e l'ottava? Ci deve essere la quinta. Qual è il rapporto di quinta? 3/3. Allora l'esponente 3/3, 2 va dall'altra parte, il rapporto, il raggio al quadrato dell'orbita di un pianeta è proporzionale al cubo dei tempi che il pianeta ci mette a girare la sua orbita. Questa è la terza legge di Keplero e il miracolo è che è corretta. Cioè, come si possa derivare una legge in questo modo, così uno studente che arrivasse oggi lo manderemo fuori a calci nel sedere, però avrebbe trovato, no, la legge giusta. Questa è la bellezza, no, dei numeri 2/3. Tra l'altro Archimede stesso, se poi prendete una parabola, no, e la tagliate, no, l'area di questa parabola è 4/3, cioè 2 volte 2/3, no, del rettangolo che la contiene. Anche qui, no, meravigliose cose, no, E questo è Archimede come ce lo immaginiamo noi oggi matematici, no? E la medaglia... Ah, l'hai presa anche tu? No, ma mi piacerebbe. Piacerebbe a tutti, no? Questa a tutti. No? E la medaglia Fields sul davanti, no? C'ha la foto, l'immagine di Archimede, e sul retro, c'è scritto i matematici di tutto il mondo congregati, no? L'attribuiscono e vedete dietro, no? Che c'è il cilindro, no? Con la sfera dentro. Questo è considerato un risultato che qualunque
matematico avrebbe voluto dimostrare, e se l'avesse fatto Archimede al tempo giusto avrebbe preso la medaglia Fields per quello. Numero 4, la Trinità è incompleta. Ci sono fino al 9, nessuno è stufo, perché non cominciate? Vi ricordate la sinfonia di Haydn, gli addii? Sì, no? sì. Uno la vanno che e se ne poi, vanno alla perché questi e erano poi andati. l'imperatore concede le ferie. Rimane soltanto il primo violino, no, che suona, ma dovete cominciare però dal fondo, piano piano, quatti quatti. No? 4. Jung ha scritto un libro sul fatto che la Trinità è incompleta, la Trinità cristiana ovviamente. No? Anzitutto notate che se voi fate dei tavoli, no? Tavoli con una o due gambe sono poco consigliati. No? Con una gamba esistono, sono quelli che usano gli scalpellini che fanno le strade, no? Perché è comodo così. No? Ma con due gambe un tavolo non sta in piedi, ce ne vogliono almeno 3. No? Però è poco stabile, è stabile ma non troppo, no? Diciamo così. È in equilibrio ma instabile, ecco, possiamo dirlo così. E Jung sostiene che la Trinità cristiana è dello stesso genere, perché se voi pensate alla Trinità, che come voi saprete è fatta dal Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sono tutti maschi, no? Padre, Figlio, Spirito, no? Tutti santi, anche se Spirito in ebraico era femminile, credo, no? Ruach. Anche femminile, anche maschile però, eccetera. Nada però, ma nella Bibbia era quello, no? Quando lo Spirito di Dio aleggiava, no? Agli inizi del Genesi, no? Però da noi, no? È maschile. Allora Jung dice, gli manca il femminile alla Trinità, no? E questo è il motivo per cui non piacciono a tanta gente. E allora secondo Jung, il dogma mariano, no? Dell'Assunzione del 1950 è una specie di elevazione agli altari, no? Della Madonna, che diventa quasi la quarta persona della Santissima Quaternità. Non è più trino ma è quartino, se possiamo dire, no? In maniera abbastanza blasfema usando il Vin Santo. No? I 4 moschettieri, questo è bellissimo, no? È un romanzo, no? In realtà sono i 3 moschettieri che raccontano la storia del quarto, no? Quindi anche lì, no? È una strana cosa, ma loro in realtà sono 4. I simboli le 4 lettere del nome di Dio, che non ti faccio pronunciare. Perché, vale 26. Questo si può dire, quindi questo non è... Yud, Hei, Vav, Hei, non si possono pronunciare le vocali. Ecco, sono 4 consonanti. Soltanto a consonanti, no? Quindi questo è il La somma è tetragramma, 26. no? Il famoso tetragramma, no? Questi sono 4 profeti, poi ce ne sono di ogni genere, questi sono 4 signori semplicemente dell'induismo, no? Ma i 4 guardiani che spesso vedete all'entrata dei templi orientali, in particolare cinesi, no? I quadrati magici, qui c'è un quadrato magico, lo vedete lassù in alto, no? Sulla destra, i quadrati magici sono quadrati, ovviamente i quadrati hanno a che fare col numero 4 perché hanno 4 angoli e 4 lati, no? Uguali. Questo è un famoso quadrato magico di Dürer, no? In cui c'è addirittura sì, l'anno in cui è stato fatto il quadro, no? The Fab Four, no? Questi venivano chiamati così, no? I favolosi 4, no? I quartetti sono sempre così, no? Spesso ci sono, così come ci sono i trittici, no? Ci sono i quadrittici. Questo è il planisfero di Tolomeo, dove ci sono i 4 punti cardinali, i 4 angoli. I 4 angoli dell'universo, della Terra, che ancora oggi vengono usati come espressione, no? È andato ai 4 angoli della Terra, no? per dire che se n'era andato, no? In questo modo. E questi sono i numeri quadrati. La cosa interessante dei numeri quadrati è che si ottengono, come vedete, no? 1 e 1, no? Ma 4 più 3. E 9 si ottiene facendo 4 più 5, 16 facendo 9 più 7 e così via. Cioè sommando i numeri dispari, 1 più 3 più 5 più 7 più 9, si ottengono come risultati i quadrati. E questa è una dimostrazione che, come vedete, no, è puramente visiva, no, come spesso succede. E questa invece è la dimostrazione di un'altra proprietà dei numeri quadrati, che è ovvia vedendo i quadrati, no? Che i numeri quadrati sono somme di 2 numeri triangolari. 4 è 1 più 3, 9 è 3 più 5, no? 16 è 6 più 10, no? E così via. Quindi a volte le dimostrazioni delle proprietà numeriche, che in genere si fanno studiare agli studenti delle medie per induzione, no? Così via, si possono vedere semplicemente come immagini, no? Così velocemente. E questi invece sono i numeri
piramidali, no? Che si ottengono sommando, come vedete, no? I numeri quadrati, no? 1 più 4 più 9, no? E così via, si possono mettere insieme. Perché i pitagorici facevano non soltanto i numeri piani, no? Ma anche quelli solidi, no? Così. E questa è una lapide, no? Che dice qui, camminando il 16 di ottobre del 1843, William Hamilton, il famoso fisico della Hamiltoniana, no? In un colpo di genio, no? Trovò la formula fondamentale dei quaternioni. I quaternioni sono un'estensione dei numeri complessi. I numeri complessi sono coppie di numeri reali, i quaternioni sono quadrupliche, quartetti di numeri reali o coppie di numeri complessi. La cosa interessante è la storia che ci è legata a questo, perché Hamilton ci è arrivato, sembra, andando a passeggio con sua moglie, no? E potete immaginare che tipo allegro che era, no? Cioè, lui lo racconta, dice mia moglie parlava in continuazione, no? E lui quindi poteva pensare tranquillamente, no, ai fatti suoi, no? A un certo punto, passando sotto questo ponte, gli è venuto il lampo di genio e dice ho trovato, chissà cosa avrà pensato sua moglie, qual era la connessione. E fece una cosa che non bisogna mai fare, no? Tirò fuori il coltellino e incise sul ponte la formula, no? E oggi si va, noi matematici andiamo, sono stato a Dublino, no? Ovviamente, in pellegrinaggio, no? In questo luogo dove sono nati i quaternioni. I quaternioni sono cose strane ma molto utili nella fisica. 4 colori bastano, per che cosa bastano? Questa è l'Università di Urbana. Questo è un problema dell'Ottocento, cioè avete una carta geografica in cui gli stati arrivano così dentro, ma ovviamente non come le fette delle torte, perché se voi giocate a fette di torta è ovvio che non è mai possibile colorare gli stati con colori diversi in modo che non si tocchino mai, perché si toccano in un punto, no? Ma se gli stati hanno almeno un pezzo di confine, no? Che non è proprio soltanto un punto, la domanda era: bastano 4 colori per colorare una mappa in modo che 2 stati confinanti non abbiano mai lo stesso colore, altrimenti si confondono? E nell'Ottocento ci fu un signore che in 448 dimostrò che 5 sono sufficienti. Ma il problema è, ce ne vogliono proprio 5, no? Oppure 4 bastano? Far vedere che 4 sono necessari è facile. Far vedere che 5 sono sufficienti non è facile, ma si può fare. Il problema è qual è necessario e sufficiente. E nel 76 questo fu un teorema che fece molto scalpore, perché in realtà è il primo teorema che è stato dimostrato da matematici usando il calcolatore, cioè fecero una grossa dimostrazione di 200 pagine, ma lasciarono migliaia e migliaia di casi da verificare e per verificarli fecero un programma di computer che analizzò tutti i casi uno per uno lavorando 2000 ore, computer, non loro, 2000 ore con i computer dell'epoca che erano lenti eccetera, però comunque era un enorme. E loro lo presentarono questo lavoro a una rivista scientifica e ci fu il problema, no? Dice, ma questo c'è un programma dentro, no? Allora per accettare questo lavoro fecero fare un altro programma diverso a un altro computer e un altro calcolatore, no? Un altro programmatore e un altro calcolatore, e il risultato effettivamente era lo stesso, no? Quindi per la prima volta il computer ha aiutato, diciamo così, si chiamano dimostrazioni assistite e oggi ormai sono diventate la norma, no? Perché i conti che l'uomo può fare a mano sono pochi, no? Quindi ci sono, in altre parole, teoremi che nessun uomo ha mai visto dimostrati completamente. Si vede in dimostrazione e poi ci si deve affidare, no? Se ci fosse una cospirazione di computer, no? Che ci danno invece la risposta sbagliata, noi crederemmo la risposta sbagliata. 5 è una cosa meravigliosa, perché nella natura si vede spesso un numero di Fibonacci e spesso nella natura vedete sapete che quasi tutti gli esseri di un certo diverso hanno 5 dita, anche quelli che non si vedono. Persino alcune specie di serpenti, no? Persino quelli che hanno 3, no? Che in realtà 2 sono atrofizzate e così via. I serpenti hanno soltanto più le ossicina di dentro, no? Alcune specie, no? E di fuori non c'è più nulla, no? Ma in realtà ci sono 5. I petali dei fiori spesso. Se voi aprite le mele, questa è una cosa meravigliosa, se aprite le mele e le tagliate longitudinalmente così, no? I semi sono disposti in questa maniera a pentagono, no? E sono sempre 5. Le gambe delle stelle marine solite, no? Questi che no, chissà mai che cos'è. Queste sono le facce della divinità, poi ci sono i quintetti, così come c'erano i quartetti e così via, nella musica, no? E così via. Questi perché sono 5? Devono essere 42 in realtà. Non mi ricordo, ogni tanto perdo di vista, no, le metafore, perché ce ne sono così tante. Questa è una cosa bella, perché
Il pentagono al quale abbiamo già alluso, no? Se voi prendete il pentagono regolare e fate le diagonali, il rapporto fra le diagonali e i lati del pentagono è la sezione aurea ed è la stessa che trovate anche nel rettangolo aureo. No? Ma questo vuol dire, no? Poiché è irrazionale, questo vuol dire che potete fare all'interno, vedete, no? Le diagonali si intersecano in un pentagono. E dentro il pentagono potete farci le altre diagonali che si intersecano in un altro pentagono, che hanno diagonali e così via. No? Non finisce mai la cosa, perché il rapporto è irrazionale. No? E quindi questa è una delle prime immagini che l'uomo ha scoperto dell'infinito. No? Si continua all'infinito senza mai fermarsi. Però la stella pitagorica ha avuto tante manifestazioni, tutti la usano, questo è come vedete un po' massonico, no? È un piatto massonico dove c'è il compasso, no? E tanti simboli, e è rappresentata appunto la stella pitagorica. Questo è un quadro di Dalì, in cui sembra che non c'è, a parte la sua moglie, no? Il mito di Gala e così via, però vedete che sulla destra in basso c'è qualche segnale, che c'è qualche cosa di matematico, c'è una squadretta che tra l'altro fa delle strane ombre, no? Quindi le cose non funzionano. E questo Dalì voleva suggerire che questo quadro è stato fatto in qualche maniera matematica. Se voi leggete i suoi appunti, che si chiamano 50 segreti dell'artigianato magico, Dalì era così, no? Vedete il bozzetto, eccolo qua il bozzetto. Lui ha fatto il cerchio, poi il pentagono dentro, poi le diagonali dentro e poi ha inserito la figura di Gala, no, dentro. Notate addirittura la gamba destra, no, che è proprio deposta su una delle diagonali. No? E questo fatto automaticamente rende le proporzioni auree, no? Senza che uno debba fare i conti, no? Basta che la struttura sia quella, no? E questo è il motivo per cui poi questa figura appare, no, così equilibrata, no? E così proporzionata. Questo è Demuth che fece questo numero 5. Il 5 è legato appunto alla stella pitagorica, al pentagono. Lui ci ha scritto, nel caso che uno non l'avesse capito, dentro e fuori, no? I numeri 5. No? Questo è un omaggio a Demuth, che non mi ricordo di chi è. Tu ti ricordi chi è questo? Forse indiano, non mi ricordo. Perché poi questo è diventato noto, quindi si comincia a citare le citazioni, no? E così via. E questi sono i numeri pentagorali. Perché, come avrete capito, i pitagorici non si fermavano di fronte a niente, no? E si possono generare anche voi, no? Anche qui, no? Vedete come si generano. Ti chiedo solo una cosa. Io ricordo una volta tu mi dissi che ti incontrasti con un brigatista per capire perché facevano una stella a 5 punti. Sì, quello, ma non per quello, non è che sono andato a chiedere l'udienza ai brigatisti. Per caso mi sono c'erano incontrato altri motivi, con un ma una domanda in più fu questa e ne ottenni una risposta singolare. Già, perché qui non ho messo le immagini la stella pitagorica, sapete, è stata usata dai rivoluzionari di tutti i paesi unitari, no? Chissà perché poi, non capisco per quale motivo, no? Per esempio il presidente Mao, no, aveva il cappellino con la stella rossa, no? Edgar Snow scrisse quel famoso libro che si chiama Stella rossa sulla Cina, no? E la stella rossa è la stella pitagorica, no? A 5 punti. I brigatisti rossi appunto decisero di scegliere la stella pitagorica. E un giorno incontrai Franceschini, che era il fondatore insieme a Curcio delle prime Brigate Rosse, no? E gli ero chiesto, gli ho detto, ma scusi, ma sta stella pitagorica, tra l'altro era tutta storta, no? E lui mi disse, ma noi eravamo tutti studenti di ingegneria, no? Perché dice, ci sono ingegneri innanzitutto? È pieno. E però nessuno dice perché vuol sapere cosa dice, no? Perché dice, dobbiamo essere tutti un po' matti, no? Sapete che gli ingegneri sono un po' fatti così, no? Bisogna che seguano le leggi, no? Gli ordini e così via. E dice, eravamo studenti, non riuscivamo a farla col compasso e con la riga. Poi tra l'altro non è che avessero anche tanto tempo. Facevamo le 100 lire, noi facevamo il cerchio con le 100 lire. Poi la facevamo a mano. L'abbiamo provata 3-4 volte e non ci veniva mai giusta e alla fine abbiamo deciso che quello doveva essere il simbolo. No? E quindi rimase così. Ma un giorno disse che quando arrivarono le nuove Brigate Rosse, cioè Moretti, quello che poi ovviamente no, viene considerato l'assassino di Aldo Moro, no? Lui dice di averlo assassinato, però non si sa bene che cosa è successo. Lui, sapete che per entrare non so, sapete, cioè, abbiamo letto, no? Che per entrare nelle Brigate Rosse bisognava fare un'azione, no? E allora Moretti fece un sequestro, no? Prese uno, no? Gli fece un processo in 448 no? Di quelli così, fece la foto come si faceva una volta con le Polaroid, no? E poi lo lasciò andare, no? E mandò la foto ai giornali col drappo delle Brigate Rosse dietro, no? E i giornali uscirono il giorno dopo no, con le domande, dice ma forse ci sono i servizi segreti israeliani, no, ci vogliono mandare un messaggio
manco la stella a 5 punte storta riuscì a fare, e quindi pensò che fosse la stella di David, no? Fece la stella a 6 punte, no? Gli mise la stella a 6 punte dietro, fece la foto, BR, no? E tutti i giornali si chiedevano, ma come mai è diventata a 6 punte, no? Che appunto, no? Che è quella che sta nella bandiera israeliana, no? E così. A proposito della matematica. Questi sono i solidi regolari, che sono 5, no? Ce ne sono solo 5, chi di voi ha letto Platone, il teeteto, no? Sa che è stato teeteto appunto a dimostrare questo meraviglioso teorema, che ci sono solo 5 solidi che hanno tutte le facce uguali e queste facce sono poligoni regolari, sempre lo stesso, e sono questi 5 qua. Siamo a metà. Basta? No, dice, lo vogliamo vedere morire, no? Morto lo vediamo. Vabbè, sì, va. Tanto poi adesso diventa più corto, perché man mano che si va avanti ovviamente le connessioni diventano più labili. Il 6, eccola qua, no? Questa è la stella di David, ma non solo, no? Tra l'altro anche i greci ce l'avevano, perché sono 2 delta compenetrati uno con l'altro, no? Quindi il delta e la D. Credo che fosse il simbolo di chi è che ci aveva il delta, qualcuno in greco. Comunque anche gli indiani, questo per esempio è una rappresentazione indiana, no? Questa è la cosa bella, che la natura usa anche queste forme. E le celle degli alveari sono fatte appunto in piastrellazione esagonale. Keplero se lo chiese come mai, no? Questa è la tartaruga porta sempre un esagono sulla groppa, no? Il carapace della tartaruga è diviso appunto in queste forme, vedete sono forme a volte lunghe, dentro no, c'è una forma esagonale. E Keplero si chiese, no, appunto quale fosse il motivo della struttura esagonale in natura. E scrisse un bellissimo libretto che si chiama Strenna sulla neve, una strenna di Natale proprio, lo scrisse, lo regalò come regalo di Natale ai suoi amici, perché questo è un fiocco di neve, unico, perché i fiocchi di neve sono tutti diversi, come gli uomini, che sono tutti simili ma tutti diversi, no? E i fiocchi di neve sono tutti simili nel senso che hanno struttura esagonale, però ciascuno è fatto alla sua maniera. Notate che questo addirittura è proprio un esagono al centro, no? E poi ci sono queste 6 braccia che si dipartono, e questi invece sono cristalli, no? Cristalli di pirite. Il motivo per cui è qui credo che sia fuori posto, perché questo doveva essere... Ah no, scusate, questo credo è il carbonio, no? E il carbonio, no, è fatto, no, in struttura esagonale, no? Quando è fatto così per l'appunto, no? Cioè, quindi come se fossero dei cubi con altre cose in mezzo, no? E vengono fuori degli esagoni. Spessissimo il numero di gambe degli insetti, no? Anzi, gli insetti si chiamano esapodi, no? Perché hanno appunto, no, 6 gambe o 6 zampette, no? A volte è difficile perché si confondono le zampe con il piede davanti, no? E così via. Questo è, cosa sarà, uno scarabeo, no? Un maggiolino e così via. Vedete, ne hanno tutti 6. Vedete che sul 6 c'è meno da dire, per fortuna. Il 7, i 7 punti del chakra, no? Le 7 stelle dell'Orsa Maggiore, i 7 immortali, i 7 nani, le 7 note dei... E non ci ricordiamo mai il nome dei 7 nani. Ah, dicelo. No, io a 6 arrivo, al 7... io non ne so nemmeno uno, credo. Ok. Quindi però molto meglio saperne 6, no? Eccetera. Le 7 note musicali, eccetera. L'8 è un numero fortunato per i cinesi. Questo è interessante perché i numeri fortunati di nuovo sono casuali, no? Non hanno nessun senso. Però la superstizione si sa come va, e chi di voi è stato negli Stati Uniti, adesso non ci lasciano più andare, per fortuna, no? Così almeno non ci facciamo più il cruccio, no? Ma avrete notato che a volte sugli aerei non c'è il numero 13 della fila, no? Negli ascensori non c'è il piano 13, come se poi uno bastasse che cancella il nome, no? E non c'è il piano. Cioè il piano c'è, si chiama 14 però, no? E non è che la cosa queste cose funzionano in tutte e due le direzioni. Si racconta di Niels Bohr che un giorno aveva una casa in campagna, no? E invitò i suoi studenti, che aveva fior di studenti, no? Heisenberg, no? E loro andarono in questa casa in campagna e videro sulla porta della casa di Niels Bohr un ferro di cavallo, no? E naturalmente stupiti, dice: ma come, grande professore, no? Che dovrebbe essere razionalista. Quindi quando aprì la porta glielo chiesero, dice: ma professore, non crederà a queste cose, no? E lui disse: io non ci credo, ma dicono che funziona anche se non ci credi, no? Quindi la superstizione bisogna stare attenti, no? E qui è la stessa cosa, no? Non è che tu togli il 13° piano, funziona anche se non c'è. Mentre invece per i cinesi, no, il lotto è fortunato, ma è anche un numero che è interessante dal punto di vista binario, no? Perché vedete che si può rappresentare attraverso
meglio, attraverso 3 trigrammi, cioè attraverso 3 combinazioni di linee intere o spezzate, no? Si ottengono 8 possibili combinazioni, no? E quindi quella era la rappresentazione taoista o confuciana del numero 8. E questo è buddista perché i buddisti hanno 8 simboli di buona fortuna. Questo è l'ombrello di Buddha, poi ci sono i pesci, l'anfora e così via, la conchiglia, no? Questo è un nodo, fra l'altro, a proposito di nodi, no? Questo è uno dei nodi appunto che rappresentano il buddismo e sono gli 8 simboli del buddismo che vendono spesso anche in modo da poterli appendere ai muri, no? E così via. Quindi l'8 che per noi è poco interessante. Notate che le Olimpiadi del 2008 sono state a Pechino, no? E sono state fatte iniziare, mi sembra che fosse agosto, no? Era l'8 di agosto alle 8:88, no? Eccetera, no? Proprio perché portava bene, no? Poi naturalmente 8 è la palla centrale, qui sarete tutti i campioni, no? di questi giochi, la palla centrale del biliardo, no? E poi ci sono invece animali, no? Esseri che hanno 8 gambe, questo è l'octopus, non lo stesso che abbiamo mangiato a pranzo, ma per sfortuna sua, no? Quindi 8 cose. E cose di questo genere, ragni, no? Che spesso hanno 8 gambe. Qui c'è Ishtar, no? Che tu ben conosci, perché la stella di Ishtar che vedete sulla testa, la signora, no? Così, è una stella a 8 punte. Ma anche la Madonna, per non essere da meno, naturalmente, no? Perché poi voi sapete che Ishtar e la Madonna sono metafore, quegli archetipi, no? che diceva prima Borges, no? Che si passano uno con l'altro, no? E quindi è la versione moderna, la Madonna, dell'antica Ishtar, e infatti sul mantello della Madonna, vedete, no? Sono spesso disegnate le stelle a 8 punte che svelano la vera natura. Invece il battistero è rappresentato in genere a 8 lati, sia nella fonte battesimale che nell'edificio del battistero, per esempio quello che c'è a Firenze, no, di fronte alla cattedrale, no, è a 8 lati. Il motivo è molto semplice, ed è che l'uomo viene considerato tetragono, no, come dice anche Dante, no? E quindi è rappresentato attraverso un quadrato, no? E Dio ovviamente è rappresentato attraverso un cerchio, no? La perfezione. E il battistero è una figura intermedia fra il quadrato e il cerchio, no? Dal punto di vista geometrico, è facile anche da disegnare, anche il 7 non si può fare con la riga e compasso, no? Mentre invece l'8 sì. No? E quindi il battesimo è una specie di mezzo di comunicazione tra l'uomo e Dio, eccetera. Questa è la mitologia. No? Però vedete che non è soltanto battistero, no? Ma anche questa è Al-Qsa, no? Sulla spianata dei templi. No? Questi sono modi per dare poligoni a 8 punte, questo è l'ottagono che si ottiene da 2 quadrati messi a 45 gradi uno rispetto all'altro, e ci sono ovviamente i numeri ottagonali, perché no? No? E sono anche quelli molto interessanti, no? E così via, vedete che sono generati a partire da numeri triangolari e così via. Le proprietà numeriche di questi numeri sono sempre molto belle, no? E il 9, finalmente l'ultima cifra, no? Se andate in Cina, moltissime cose sono in multipli di 9, no? Questi sono i 9 dragoni, no? Che ci sono nella città proibita, ci sono 2 di questi muri in 2 lati differenti, no? E nascondono le entrate, no? E sono dragoni ovviamente portafortuna, ma ci sono le 9, che ne so, cosa sono queste? Saranno le 9 muse, eccetera, no? Questa è l'idra a 9 teste, no? Ovviamente, che vengono, no? Questo è lo zigurat che rappresenta, credo, il purgatorio, il paradiso. No, questo è il purgatorio, credo, il monte del purgatorio, no? nel poema dantesco. E questi sono gli ennagoni. Gli ennagoni, anche questi non si possono fare con la riga e il compasso, quindi non ci provate. No? E sono stelle a 9 punte in questo caso, no? Vedete, queste sono le diagonali, quindi questo è l'ennagono, le sue diagonali formano questa stella, e questo è una famosa figura che Gurdjieff ha usato, perché vedete che ci sono 2 percorsi, uno triangolare e l'altro è un percorso con gli altri 6. E questi numeri, questa successione di numeri, che è 1, 4, 2, 8, 6, 7, 1, no? Che si chiude, rappresenta i passi di queste danze che in questa teoria appunto di Gurdjieff. Eccetera. Bene, siamo sopravvissuti
piccola carrellata di... ovviamente nel libro non parlo solo di queste sono immagini che abbiamo messo per colorire, no, e colorare il libro, ma le metafore di questi numeri da 0 a 9 sono veramente ubique, no? E bisogna ovviamente, no, fare una cernita. Poi man mano che si sale le cose diventano complesse. Il 10 ovviamente, ancora il 12, ce ne sono parecchi, il 42 che come voi saprete, chi di voi ha letto La guida per l'autostoppista galattico è la risposta a qualunque domanda, no? E soprattutto alla domanda sul tutto, no? E così via. Poi man mano che si va su e i numeri diventano sempre più, cioè ovviamente vengono usati meno nella vita quotidiana e per trovare storie da raccontare al loro proposito bisogna ovviamente, no, raccontare storie matematiche, ma questo lo faremo un'altra volta, quindi per ora vi ringrazio. Una domanda anche su questo? Non ci crederete, ma sono 155 minuti, che credo sia a suo modo un record. Io non oso chiedere se ci sono domande, perché lui è capace di ripartire con la stessa velocità e intelligenza. Credo che dobbiamo ringraziarlo. E allora, due cose che devo dire. La mostra è aperta oggi per questa occasione e di fronte qua, girate subito sulla sinistra, 21. Ci sono anche nuove tecnologie e basta andare con uno smartphone e c'è un QR code dove un signore che si chiama Mario Fales vi apparirà, non spaventatevi, è dolce e tranquillo e vi racconta tutte le cose che vedete nelle teche. Dobbiamo ringraziare gli sponsor che hanno fatto queste due cose, una testa, una scultura e una riproduzione di un sigillo, e sono la Vetreria Bisanzio e la 360 Degree, che sono stati quelli che ci hanno aiutato a fare questa giornata, questo pomeriggio. Prendiamo sul CD anche magari prima del prossimo libro, perché ci mancano tutti i grandi numeri sui quali vorremmo dare il numero dal 666 a tantissime altre cose sulle quali giochiamo e abbiamo raccontato molto della nostra vita. Grazie. Allora, per una qualsiasi uscita ci portiamo in mostra, dove potete trovare anche il curatore della mostra, Mario Fares, che sta uscendo anche lui adesso, e la sua assistente collaboratrice del Fabbro.